Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 27 maggio, mattinata questa che nello spazio dedicato agli ospiti passeremo in compagnia di Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia, con noi dalle 8 alle 9, a seguire torna Uberto Fortuna Drossi dell'Associazione Trieste Città Metropolitana in studio dalle 9 alle 10 per chiudere la trasmissione. Cominciamo subito con la situazione meteo per vedere cosa scrive il sito dell'ARPA regionale. Mercoledì e giovedì l'anticiclone si indebolirà e si ritirerà verso sud-ovest, determinando sulla nostra regione l'afflusso di correnti più fresche e umide che favoriranno instabilità atmosferica. Per oggi, mercoledì 27, nella notte e al mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo in prevalenza variabile con rovesci e temporali sparsi, specie tra la fascia prealpina e l'alta pianura dove qualcuno sarà localmente forte associato a possibili raffiche di vento. Miglioramento in serata, ancora temperature molto elevate per il periodo, soprattutto in pianura. Temperature minime 22-24 gradi, massime 26-29 gradi centigradi. Per domani, giovedì 28 maggio, nella notte e al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo in prevalenza variabile con rovesci e temporali sparsi, specie tra la fascia prealpina e le zone orientali. Miglioramento in serata, sulla costa nella notte soffierà bora moderata. Temperature minime previste per domani 21-23 gradi centigradi, massime 25-28 gradi. Questa è la situazione nel dettaglio settimanale che ci porta fino a sabato con un cielo poco nuvoloso o temporaneamente variabile a causa del passaggio di nubi basse, venti deboli e regime di brezza per il fine settimana. Andiamo alle notizie dal piccolo, la prima pagina che apre coi silenzi su Porto Vecchio. Forti malumori in commissione trasparenza, riunita per la prima volta dopo quasi 2 anni alla proposta del project financing firmata da Costim. In aula assenti in blocco i dirigenti del comune, l'assessore Bertoli non risponde senza supporto dei tecnici. Iter in mano adesso alla regione. La fotonotizia invece il colpo di scena sulla gestione del Ferrini, il CGS offre di più e batte il Chiarbola Ponziana. Lavoro in corso nel campo sportivo Ferrini, abbandonato da anni e ora in fase di recupero, ed era proprio la società Chiarbola Ponziana che faceva rivalere anche la sua permanenza territoriale storica proprio sulla zona di Ponziana per poter avere un punteggio più alto sull'aggiudicazione della struttura del Ferrini che, come scrive il piccolo, come ben noto, è in fase di ripristino dopo l'abbandono ormai di tanti anni del Montalboso della struttura spogliatoi e sede. Con questa edificazione, nuova riedificazione e nuova risistemazione del campo, ci sarà finalmente il Ferrini a disposizione e il bando comunale che assegna la gestione dei campi sportivi, gestione pluriennale, vede con sorpresa il CGS essere in testa sulla aggiudicazione proprio del Ferrini di Ponziana. Comincia adesso la vera partita sul futuro della pallacanestro Trieste, riportano i giornalisti del piccolo a pagina 33. Per quanto riguarda le altre notizie, le crisi industriali, la Startec, il capo azienda chiede il rinvio del tavolo, oggi le paghe? Si aspetta. Pagine 2 e 3 che vedremo tra non molto sulle crisi industriali. La logistica, da Suez a Hormuz, stretti che a Trieste preoccupano sia il porto sia gli operatori. E poi lo Sport Business Forum, ragazzi del Trieste Campus, Razzi del Trieste Campus, dice al lavoro per far crescere una struttura d'eccellenza. Lo svevo di Leonor Fini comprato a 280.000 euro da Fondazione CR Trieste, l'asta a Milano, ad aggiudicarselo come detto la Fondazione CR Trieste. Dalla Confindustria all'Assemblea Meloni critica l'Europa, faccia meno e meglio, chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, dice la Presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce. La Premier e l'imbarazzo della scelta tra Tajani o Vannacci, il commento di Carlo Bertini. Il ciclismo, il Giro d'Italia arriva a nord-est, tra grandi sfide e salite mozzafiato. Nelle cronaca la frode degli esami truccati e le patenti facili, oltre 100 gli indagati su un sistema fraudolento per ottenere
la patente. Il confronto ai baby consiglieri, il nostro no ai minori violenti, lo vediamo a pagina 21. A Muggia, verso il restauro, il cristolineo gioiello del Duomo, per chiudere poi con il falso allarme in mare, chiazze giallastre, incubo mucillagine, poi la spiegazione dei biologi è soltanto polline. Filamenti gialli nel Golfo e sotto costa si sono presentati ieri a Trieste, a massi sempre più consistenti. Molti bagnanti hanno temuto il ritorno delle mucillagini che nel giugno di 2 anni fa in particolare avevano destato non poche preoccupazioni dopo aver invaso le coste di tutto l'Adriatico, ma stavolta si tratta semplicemente di pollini, un fenomeno più lieve come entità destinata ad esaurirsi in breve tempo. Questa è la prima pagina del Piccolo di oggi. Andiamo anche alle notizie dal fronte nazionale con il Corriere della Sera. Meloni sferzata all'Europa, Confindustria dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia dall'Assemblea, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli, dice la Premier. Tecno si uccise e decisi, non andrò mai a Sanremo. Il cantautore De Gregori, non scrivo più canzoni, ho perso l'ispirazione. Da anni non sento più l'ispirazione dentro di me, non è una questione di tecnica, potrei scrivere una canzone in un pomeriggio, ma manca l'ispirazione. Francesco De Gregori si racconta, rivela un episodio dei suoi 16-17 anni. Sognavo di fare il cantante, quando Tenco si suicidò decisi che non sarei mai andato al Festival di Sanremo, così nell'intervista di Andrea Lanfranchi a pagina 40 del Corriere. Torino, l'ultraferito, i PM, la pista del lacrimogeno, gli scontri al derby di Torino. La Ferrari elettrica è diventata un caso, critiche, tonfo in borsa, persi 5 miliardi, l'accoglienza della prima Ferrari elettrica sul mercato finanziario è stata gelida, la borsa spegne la luce, il nome dell'auto, tonfo dell'8,4%, bruciati 5 miliardi, Montezemolo si rischia la fine di un mito, Briatore dice i cinesi non la copieranno, anche a sbeffeggio, visto che sono soliti guardare con interesse all'Europa, in questo caso Briatore dice non è all'altezza e non la copieranno nemmeno. La sfida aperta è i ritardi del centro-sinistra sulla firma di Paolo Mieli, Iran, attacco americano, Israele avanza ancora in Libano, il Medio Oriente continua a vedere bombardamenti su più fronti, il Movimento 5 Stelle 1 su 2 ha scelto Venturini, l'analisi del voto, Gaff invocazione il mondo di Cannizzaro a Reggio Calabria nel post-voto, a Venezia parla il nuovo sindaco, parlo ai giovani, sarò empatico e decisionista. Del Mastro l'audizione fu una dolorosa e imperdonabile leggerezza, nella pagina 19 del Corriere. Gli approfondimenti. Dalla Repubblica Meloni e industriali assi contro l'Europa, la Premier, l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini a Bruxelles, burocrazia lunare. Eli Schlein dice il governo dov'è? Dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani sui cacciamine dei Pasdaran. Israele estende raid di terra oltre la linea gialla. La NATO più sola in caso di attacco, gli americani tagliano navi e aerei. Le altre notizie, torrido maggio, mai così da 100 anni per il meteo in Italia, Gamberini, Ustica chiede verità, non archiviazioni, e poi la fragile Belen e la condanna di chi mostra dolore. La Stampa, Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia, dice Orsini al governo, salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi dei bonus fiscali, guerra contro l'intelligenza artificiale perché l'Europa è l'unico baluardo all'autoritarismo degli Stati Uniti, con l'articolo pagina 15. Monsignor Paglia, porto in America la carta dei diritti sugli algoritmi, ho perso l'ispirazione, dice De Gregori raccontandosi anche alla Stampa. Il Messaggero, Malen firma da Trasteverino, il Messaggero e Caffè, la Roma annuncia la conferma del bomber, con lo stesso che in questo caso si beve un caffè al bar. Meloni imprese, scossa l'Europa, e il titolo invece ripreso da più testate sulle parole della Premier, Assemblea di Confindustria, patto antiburocrazia. Le mosse sul nucleare è il volano della ZES, i focus del Messaggero. Paura per Belen, crollo nervoso, arrivano i pompieri, ricoverata e poi dimessa. Zapatero pronto alla fuga
in guai anche Sanchez, in Spagna il caso dei gioielli, il paradosso di Donald, con l'analisi come articolo di fondo del Messaggero stesso. Il Sole 24 Ore, Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio, Meloni, Unione Europea miope, stop alla burocrazia, GSE Confindustria, intesa sulla transizione agli incentivi 5.0, il governo apre sul cloud con l'iperammortamento. Nell'Unione Europea le scelte espansive e l'analisi, pagina 4, partite IVA più fedeli ma resta il rischio evasione per 1 su 2 nelle dichiarazioni 2025 con le pagelle fiscali che sono insufficienti, il concordato preventivo 2026-2027 difatti fa lo sconto. Import di gas russo, ecco i primi 5 paesi europei, la Francia in testa, l'energia di Mosca con l'approvvigionamento dei paesi, c'è all'interno del Corriere a pagina 7, i maggiori importatori da Mosca con i primi 5 paesi ad aprile 2026, dati in milioni di euro, sono la Spagna, la Slovacchia, il Belgio, l'Ungheria e come detto la Francia, in particolare sull'approvvigionamento del GNL. Libano, 28 morti nei raid israeliani, Iran, negoziati avanti anche dopo l'attacco degli Stati Uniti. La Gazzetta dello Sport, avanti Iraola, Cardinale Ibrahimovic a Londra, hanno già visto il tecnico spagnolo della rivelazione Bournemouth. Presto un altro incontro, il Milan accelera per il nuovo allenatore, con Cardinale e Ibrahimovic pronti alla trattativa. Leao resta, Modric verso l'addio, Luca pensa al ritiro dopo il mondiale, il portoghese non vuole lasciare Milano invece. Napoli sceglie italiano, ora deve liberarsi dal Bologna, la Fiorentina invece sul grosso. Rilancio la Juve, Comolli dice Spalletti è l'uomo giusto, Ildiz incedibile, parla l'amministratore delegato bianconero. Il re del Giro, dominio Vingegaard, quarta vittoria, poi Sinner a Parigi inizia alla grande e il successo numero 30, ok anche Arnaldi e Darderi. Con Pep e Conte allo specchio, scrive Luigi Garlando nell'articolo che chiude la prima pagina della Gazzetta. Torniamo all'interno del piccolo però con le notizie locali, andando a vedere gli approfondimenti, in questo caso con il Portovecchio che è stato al centro di una commissione trasparenza di ieri. Portovecchio e silenzio, niente dirigenti in aula, iter in mano alla regione, screening via al rush finale, ma in commissione trasparenza e nulla di fatto. Qui vediamo alcune delle foto che riguardano tanto il Portovecchio quanto anche l'assessore al project financing Bertoli durante la commissione trasparenza in consiglio comunale, con anche il responsabile Andrea Brunetta. Tutti o quasi fuori Trieste impegnati in un'attività di team building per fare gruppo, i tecnici del comune, per questo l'assenza. Arrivate comunque 16 osservazioni da realtà come ARPA, WWF, Legambiente e Italia Nostra proprio sul progetto del Portovecchio, affidato come detto in questo caso alla gara che vede prioritariamente Costim in testa per l'aggiudicazione, ma dall'apertura delle buste tutto può essere poi, può succedere come scenario di proposta. Il centro-sinistra si dice indignato, un fatto grave, dice Ricchetti dei 5 Stelle, abbiamo diritto di sapere se sarà una città da vivere o l'operazione è soltanto immobiliare. Chiamato in causa, l'assessore Bertoli ha impedito al RUP di rispondere su domande puntuali, così invece la critica di Riccardo Laterza di Adesso Trieste. Patenti facili con gli esami truccati, sgominate 2 bande, 106 gli indagati, nei guai anche candidati che pagavano migliaia di euro per il foglio rosa. Questa inchiesta che dunque affidava patenti facili a degli candidati che stavano al gioco di questi truffatori. Sentiamo di più nel servizio. Patenti facili grazie all'uso di auricolari e microtelecamere durante gli esami, 106 indagati e 2 gruppi criminali smantellati dalla polizia a Trieste, grazie a una vasta e complessa indagine coordinata dalla procura, scattata da controlli alla motorizzazione civile cittadina. È stato scoperto un vero e proprio sistema illecito per il superamento degli esami teorici per ottenere la patente di guida. Durante alcune sessioni d'esame, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria hanno trovato alcuni candidati
immatricolati con sofisticate apparecchiature elettroniche nascoste tra i vestiti, tra cui microtelecamere e piccoli auricolari. Ulteriori approfondimenti investigativi hanno permesso poi di scoprire 2 distinti gruppi criminali che dietro pagamento avrebbero organizzato un sistema fraudolento di supporto ai candidati durante le prove. L'analisi dei telefoni cellulari sequestrati e l'acquisizione dei tabulati telefonici hanno poi consentito agli investigatori di ricostruire numerosi episodi fin dall'ottobre del 2023. Ai 106 indagati vengono contestati a vario titolo reati sulla falsa attribuzione del lavoro altrui e di falsità ideologica in atto pubblico. Per 11 persone è stata inoltre contestata l'ipotesi di associazione per delinquere. L'attività illecita è partita da Trieste, ma si è diramata in altre città. Perquisizioni sono state fatte anche a Bologna e Rovigo e hanno permesso di sequestrare dispositivi elettronici, auricolari, telefoni cellulari e capi d'abbigliamento modificati, in particolare camicie con fantasie floreali utilizzate per nascondere piccole telecamere. Sempre dal piccolo leggiamo fuga e omissioni di soccorso, autista assolto, nessun urto, l'automobilista era accusato di aver colpito un pedone in centro, scagionato dai filmati e dalla consulenza. 3 incidenti su 4 dopo le 18 e quasi un terzo e con lesioni. La polizia locale ha tracciato ieri il bilancio del primo anno di attività di servizio sulle 24 ore. In una conferenza stampa alla presenza dell'assessore comunale proprio alla polizia locale Caterina De Gavardo. Vediamo. La polizia locale ha partecipato a numerosissimi controlli interforze, 36 dall'inizio del 2026. La collaborazione tra tutti è fondamentale, sicuramente tra comune, prefettura, questura, ma obiettivamente sarebbe importante la collaborazione di tutti, dalle attività economiche ai cittadini con le loro segnalazioni. Solo una sicurezza integrata può essere una sicurezza vera. Così l'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo a margine della conferenza stampa indetta per presentare alcuni dati relativi all'attività H24 della polizia locale, un servizio entrato in funzione un anno fa. In sostanza dunque, per quanto riguarda la serie di episodi di violenza intensificatasi in queste settimane, il corpo resta a disposizione delle forze dell'ordine che istituzionalmente hanno il compito di vigilare sulla sicurezza dei cittadini, intensificando, come già sta facendo, il proprio supporto. La polizia locale con le risorse che ha cerca di controllare il territorio, per esempio anche in modo appiedato. Abbiamo introdotto anche l'attività di Conan, il nostro cane antidroga, che ha una funzione molto importante. Portiamo assolutamente supporto, intensifichiamo la videosorveglianza, il sindaco ha fatto svariate ordinanze sindacali antidegrado, mettiamo in campo tutto ciò che è possibile, ma la collaborazione con le altre forze dell'ordine e in generale con le città è fondamentale. Il servizio H24 copre sostanzialmente 5 ambiti: sicurezza stradale, pronto intervento, 13 pattuglie e 26 operatori, degrado urbano, 4 pattuglie e 8 operatori, controllo territorio e polizia di prossimità, 14 pattuglie e 28 operatori, controlli specialistici, 7 pattuglie e 14 operatori, controlli serali e notturni, 4 pattuglie e 8 operatori. Il lavoro delle pattuglie inizia alle 7 del mattino e per la fascia diurna termina alle 21, ora in cui inizia la fascia notturna che termina alle 7 del mattino. Una riorganizzazione dunque completa del lavoro dell'intero corpo. È stata una scommessa anche fatta di tanti giovani che abbiamo assunto di recente e ha dato dei risultati che dopo un anno possiamo dire positivi, sia sotto l'aspetto della professionalità garantita nell'ambito dei rilievi, sia sotto l'aspetto anche delle tecnologie utilizzate e sia quindi anche di una maggior sicurezza di controllo del territorio attraverso anche la collaborazione con tutte le altre forze dell'ordine. Ancora continuando la lettura del giornale, insieme contro il bullismo, l'appello dei baby consiglieri, gli studenti delle scuole medie a confronto su violenza giovanile e Maranza. Alzano la mano, parlano uno alla volta e non litigano per difendere le proprie ragioni, anche se il tema è delicato e complesso. Quello delle violenze giovanili, che nell'ultimo periodo sta dominando le cronache cittadine quasi quotidianamente, è il fenomeno dei Maranza che il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ha affrontato in questo periodo grazie a un progetto dell'area scuola educazione del Comune di Trieste, giunto ormai alla sua 7ª edizione. Rovesci sul Friuli Venezia Giulia del pomeriggio, domani soffierà la bora, primi segnali di cambiamento sul fronte meteo in regione. Oggi e domani l'anticiclone mostrerà segni di cedimento, ritirandosi progressivamente verso sud-ovest
Questo favorirà l'afflusso di correnti più fresche e umide in quota, determinando una spiccata instabilità. La Protezione Civile regionale ha messo un avviso di criticità valido dalle 12 alle 21 di oggi, secondo i dati diffusi dall'Osmer ARPA Friuli Venezia Giulia. La situazione mutuerà repentinamente da oggi pomeriggio, quando la nuvolosità si farà variabile e darà il via a rovesci e temporali sparsi sul Friuli Venezia Giulia, instabilità che colpirà in particolare la fascia prealpina e l'alta pianura. I fenomeni temporaleschi potranno risultare localmente di forte intensità e saranno associati a possibili forti raffiche di vento. Atti osceni davanti alle bambine, condannata a 2 anni di carcere, 2 episodi in spiaggia, trovati nel computer 120.000 video pedopornografici. Aveva sconvolto la vacanza al mare di alcune bambine, costringendole ad assistere a un atto di autoerotismo. Lo aveva fatto per 2 giorni di fila nell'estate di 2 anni fa, prima in una spiaggia del litorale veneto e poi a Lignano Sabbiadoro. In quelle circostanze erano scattate le manette e l'arresto aveva squarciato il velo sulle perversioni sessuali del 40enne di origine albanese, ma da anni residente in Italia. Nel suo computer gli inquirenti avevano trovato un'infinità di video pedopornografici, 120.000 filmati scaricati dalla rete che ritraevano minorenni in atteggiamenti inequivocabili. Lunedì mattina la giustizia ha presentato il conto all'imputato. L'uomo è stato condannato in abbreviato a 2 anni di carcere per corruzione di minorenni e detenzione di materiale pedopornografico, così ha deciso il giudice per le udienze preliminari Francesco Antoni, accogliendo in sostanza la richiesta del pubblico ministero Iozzi, che aveva chiesto una condanna di poco superiore. Offerta del CGS, la società sportiva per il Ferrini, fuori il Chiarbola Ponziana, ha ribaltato il verdetto sulla gestione del campo, che è in fase di riqualificazione. Ne approfondiremo tra poco con la lettura ulteriore di questa pagina. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per il primo dei collegamenti odierni rispetto alla viabilità e le segnalazioni. Buongiorno, lo diamo all'agente scelto Fabrizio Morello. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Prego. Allora, la nottata è passata abbastanza tranquilla, solo qualche intervento di routine. Per quanto vediamo dalle telecamere invece la viabilità in questa mattinata a quest'ora è ancora molto scarsa anche sulle rive. Vi ricordo alcune chiusure delle strade per un cedimento della rete fognaria. È chiusa la via Buonarroti al numero 42 fino al termine dei lavori, ed è interdetto anche il passaggio veicolare in piazza Puecher tra la via dei Giuliani e via della Guardia per il lavoro di rinnovo della rete elettrica. Da ieri fino al giorno 29 è chiuso anche il giardino pubblico di via Giulia per degli interventi di derattizzazione. Continua la chiusura della galleria del Carso in direzione Trieste con uscita obbligatoria a Padriciano, lavori che dovrebbero terminare e riaprire finalmente da domani. E infine vi ricordo delle prove di giorno 28 dalle 8 alle 12 in Piazza Unità si terranno le prove per la festa della Repubblica, probabili chiusure delle rive di fronte proprio a Piazza Unità, ma per brevi intervalli di tempo gestiti dalle nostre pattuglie. Si rammenta però che sono presenti dei divieti di sosta e fermata temporanei sia a Mercato Vecchio che in via dell'Orologio in entrambi i lati, quindi prestare attenzione perché per permettere appunto lo svolgimento delle prove e poi giorno 2 la festa si provvederanno nella mattinata già agli sgomberi dei veicoli in sosta lì, quindi in caso se qualcuno è in ascolto sappia che giorno 28 e giorno 2 di non sostare e parcheggiare in quelle zone. Poi non ci sono altre notizie o eventi per questa mattinata, qualche novità nel collegamento del pranzo. Certo, grazie all'agente scelto Fabrizio Morello, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro anche a voi. Grazie, proseguiamo. Come abbiamo visto poco fa dalla pagina interna del Piccolo, come ci sia stata l'offerta del CGS per il Ferrini che ha scansato il Chiarbola Ponziana dall'aggiudicazione della gestione del campo, ribaltato il verdetto sulla gestione del campo che in questo momento è in fase di riqualificazione. Il Chiarbola Ponziana attendeva di tornare a casa da oltre 10 anni trascorsi a osservare quel campo scivolare nell'abbandono. Il sogno però alla fine si è infranto proprio quando quello stadio iniziava a intravedere la fine del rilancio tanto sudato. L'impianto sportivo Giorgio Ferrini, quando a fine estate sarà a tutti gli effetti riqualificato, non sarà più gestito dallo storico club calcistico di Ponziana,
All'apertura delle buste la SD si è posizionata seconda, nonostante un'offerta tecnica premiata con un punteggio di tutto rispetto, ma arrivati ai rigori ad aggiudicarsi il campo a 11 è stato il consorzio targato CGS, Roianese e Muli, forte di un'offerta economica 6 volte superiore a quella del Chiarbola. La cordata, tecnicamente un raggruppamento temporaneo costituendo, definita l'aggiudicazione, gestirà il campo per 9 anni, un risultato che difficilmente i bookmakers avrebbero potuto prevedere, considerando il legame affettivo tra il Ferrini e il Chiarbola Ponziana, che proprio dal rione in cui sorge lo stadio trae proprio il nome. Una storia lunga anni e che in tempi più recenti ha visto la squadra apolide impegnarsi attivamente per accelerare il recupero del campo, promuovendo anche una petizione da oltre 2000 firme e ricevere pieno appoggio dalla politica. Alla fine però tutto si è giocato sui punteggi. Il bando del comune si era chiuso lo scorso marzo prevedendo 2 lotti separati per l'affidamento dei campi di calcio a 7 e a 11, con vincolo per ogni associazione o raggruppamento di concorrere per la gestione di un solo impianto in ciascuna delle 2 categorie. In corsa per il Ferrini le realtà erano 2, appunto il Chiarbola Ponziana e il raggruppamento che, vista l'assegnazione, verrà ora costituito ad hoc, formato da Sodalizio Arancioverde di Villa Ara con la bianconera Roianese, già di casa al campo assetti di Roiano che si è aggiudicata nell'apposito bando, e alla squadra di football americano dei Muli, come la CGS finora priva di un campo dedicato. Questo è stato dunque il verdetto dalla busta. A fare la differenza è stata una proposta economica 6 volte superiore. In foto vediamo il presidente del Chiarbola Ponziana Roberto Nordici, nell'altra foto invece le fasi di ristrutturazione del campo, che in questo primo lotto vedrà proprio il vanto erboso essere rimesso a nuovo, nel secondo lotto invece tutta la parte degli spogliatoi e della sede stessa. Contributi economici ai più giovani per cure e attività extrascolastiche, bandi delle fondazioni casali, dalla salute alle iniziative formative e sportive. Le richieste vanno presentate online entro il 30 giugno, si va fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La carica dei 1637 alle prove di maturità. Intanto si fa festa in testa con 270 iscritti il liceo Carducci Dante, che precede il Da Vinci Carli Sandrinelli con 254, compresi gli esterni. Si comincia il 18 giugno, ora le cene e le t-shirt personalizzate. Non so se si fanno ancora i gavettoni fuori dalle scuole durante gli ultimi giorni delle quinte, ma tant'è che almeno una volta quelli di quinta andavano fuori dalla scuola gli ultimi giorni e lanciavano le bombe d'acqua agli studenti. In alcuni casi è arrivata anche la polizia locale. Ma vabbè, gli studenti maturandi in un elenco di studenti stessi, interni ed esterni, in base ai numeri delle varie scuole: il Da Vinci Carli Sandrinelli con 241 interni e 13 esterni, il Nautico Galvani 112 più 4, Carducci Dante 261 più 9, il Petrarca 158 più 3 esterni, 25 allo Slomsek, 30 allo Stefan, 64 al Presciren, 168 al Galilei, 196 più 3 all'Oberdan, 105 più 2 all'Artistico, il Nordio, il Zigazois 13 studenti, 102 più 2 al Deledda e 119 più 6 esterni invece al Volta, per un totale di 1594 più 43 come detto esterni, per un totale di 1637. Le Petrarchiadi tra sfide interne e notte prima degli esami, nella tradizione che riguarda proprio il liceo Petrarca. Alla Sauro 185 pasti ma 20 esclusi, la replica ai genitori prima le classi. Il servizio mensa del prossimo anno corrisponde alle attuali 10 sezioni, un ampliamento previe coperture di bilancio, le verifiche strutturali degli spazi e il riscontro anche della turnazione, ha detto l'assessore all'educazione del Comune di Trieste Maurizio De Blasio a rispondere alla polemica. Per il prossimo anno scolastico il Comune sarà in grado di garantire 185 pasti per il servizio mensa corrispondenti alle attuali 10 classi, senza possibilità di ampliamento del servizio a supporto di un corrispondente aumento del numero di classi. 20 nuovi iscritti verranno esclusi dal servizio, tra cui fratelli di attuali frequentanti. Questo ci riporta dunque l'articolo con la polemica che è stata innescata da alcuni genitori. Duino Urisina, antenna dei Rete Ferrovie Italiane, 6 mesi di silenzio e Visogliano attende risposte. Qui la foto del comitato con tanto di striscione alla mano, chiesto all'azienda di individuare un sito alternativo, il sindaco Gabrovez, niente riscontri.
la protesta del comitato, speriamo che abbiano pensato a una soluzione. La vedetta veloce V282 rafforza il reparto aeronavale della Guardia di Finanza, l'unità costiera si contraddistingue per la stabilità in mare, dotazioni tecnologiche e la velocità che può raggiungere. Il GAL Carso, la regione con l'appello servono più risorse, poi la genitorialità arcobaleno, impegno in commissione, sempre a Duino Aurisina. Cristo in legno di Bonvicino, Muggia attende il restauro, l'autore della scultura custodita nel Duomo era sconosciuto, poi gli studi l'hanno attribuita all'artista veneziano, qui le foto dello stesso Cristo in legno attribuito a Bonvicino, alcuni particolari che mostrano poi il deterioramento dell'opera. Erba alte e vipere, servono più sfalci, un residente denuncia l'incuria del caseggiato Ater di via Bembo, è pericoloso, l'ente intervenga presto. Il torneo di tiro al volo nel nome di De Ponte, così martedì 2 giugno si terrà il primo Memorial Egidio De Ponte, serie 25 Piattelli Compact, organizzato dalla Società Triestina di Tiro al Volo di Muggia, per ricordare il provetto tiratore morto lo scorso 7 di gennaio. L'Enel entra in gioco sul Fugnana Muggia, nuovi divieti per viabilità e sosta, qui la foto degli scavi per consolidare le arcate del torrente Fugnana all'ingresso proprio di Muggia. Ci fermiamo per adesso per quanto riguarda la rassegna stampa, che continueremo tra poco dopo la pubblicità. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 27 maggio, vi anticipo nuovamente gli ospiti che saranno con noi oggi: il consigliere comunale di Forza Italia Lorenzo Giorgi dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 Uberto Fortuna Drossi dell'Associazione Trieste Città Metropolitana. Torniamo all'interno del piccolo, vediamo pagina 2 con la situazione industriale, le crisi industriali, Startech, giornata chiave, i nodi di stipendi e tavolo in Friuli Venezia Giulia. Il CEO Mrdovic Vianello ha chiesto un rinvio dell'incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 giugno, sarà a New York da un investitore. Da Roma nessun ok ufficiale, a Trieste attese oggi le paghe. La notizia non è stata accolta bene dai lavoratori, che l'hanno appresa solo dal passaparola. Il manager sulle retribuzioni, tutto come da impegni. Sindacati ed RSU dicono: finché non vediamo non ci crediamo. Qui vedete alcune delle figure di rappresentanza sindacale, Chiara Lucchetto della FIUM CGIL, Antonio Rodà della UILM, Alessandro Contino della FIM CISL, Denso Esposito della UGL. La facciata del Mimita a Roma e poi il CEO Mrdovic Vianello in alto a sinistra. Nell'altra foto invece un presidio sindacale e dei lavoratori in un giorno di pioggia fuori dai cancelli dell'azienda. Electrolux, il modello Beko e la scommessa di Urso, il ministro, zero esuberi e stop chiusure. Da Pordenone lo scenario sull'Electrolux, questa di 572 la cifra di licenziamenti previsti tra Friuli Venezia Giulia e Veneto nel piano lacrime e sangue presentato dal gruppo. A Porcia continua lo sciopero, noi non ci arrendiamo, le iniziative degli operai. L'attualità, Meloni va all'attacco dell'Unione Europea, faccia meno e meglio, difendiamoci dalla crisi, la Premier torna a chiedere misure per affrontare i rincari dell'energia, il tema principale è la volontà di proteggere le nostre famiglie e le imprese. Alle imprese stesse propone un tavolo per modificare la burocrazia italiana. Qui vediamo Meloni dal palco di Confindustria. 16 Paesi uniti su coesione e PAC, basta con i tagli. Da Bruxelles, politica con Schlein che punge la leader di Fratelli d'Italia, governa da 4 anni. Da Bruxelles nessuna reazione particolare al discorso della Presidente del Consiglio, la replica della segretaria del Partito Democratico. Confindustria avverte ai politici e ai sindacati, serve responsabilità. L'appello di Orsini all'assemblea degli industriali, l'applauso più forte e più sentito della platea di industriali all'assemblea di Confindustria è quando il presidente Orsini avverte: il confronto sulle decisioni fondamentali non deve trasformarsi in un campo di battaglia elettorale. Al centro del discorso c'è il nodo energetico, una minaccia esistenziale. Questa è stata considerata infatti la priorità. Le 5 leve
Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha elencato ciò che occorre per permettere alle imprese di crescere. L'energia, il prezzo è una minaccia e l'Italia l'acquista a cifre tra le più alte d'Europa. Cosa occorrerebbe? Sbloccare le aree idonee per impianti fotovoltaici ed eolici di grande taglia. Accelerare il ritorno all'energia nucleare. Una politica industriale, l'impegno per la crescita dimensionale e tecnologica delle piccole e medie imprese. Tra le soluzioni, concentrare le risorse sugli strumenti che hanno funzionato per le PMI, come il fondo di garanzia e la nuova Sabatini, anche utilizzando i cofinanziamenti regionali dei fondi di coesione, evitando dispersioni e duplicazioni, oltre a incentivi fiscali e fusioni e acquisizioni. I contratti di sviluppo, potenziare il principale strumento a sostegno dei grandi investimenti, rendere i contratti di sviluppo più efficaci e accessibili, continuando a lavorare con il Ministero. Le semplificazioni e la riforma del 231, l'incapacità di tradurre i fatti concreti, le riforme condivise solo a parole, la legge 231 non più attuale e punitiva, come rimediare e riformare urgentemente la materia con il contributo di tutte le forze politiche. E poi le risorse, adeguare queste agli obiettivi dati i margini ristretti della finanza pubblica italiana, mobilitando risorse private a fianco di quelle pubbliche, così Orsini dal palco di Confindustria. I temi del confronto, dal nucleare all'intelligenza artificiale nelle scuole, sintonie e distinguo tra l'esecutivo e Viale dell'astronomia. La parola chiave rimane quella del dialogo. Andiamo all'attualità politica, l'effetto Vannacci sul voto, avvertimento al centrodestra. A Vigevano l'exploit del candidato di Futuro Nazionale, l'uomo della Lega va KO, l'ex generale su Marina Berlusconi, non ho ancora capito a che titolo parla. La nostra ambizione è quella di essere molto influenti alle prossime elezioni, ha detto così Vannacci durante la conferenza stampa di ieri al Pirellone sulle elezioni. Il centrodestra avrà un programma ben preciso, chi vi si riconoscerà potrà far parte della coalizione. Così Malan, capo senatore dei Fratelli d'Italia. I riformisti Dem contro Schlein, qualcuno era già in volo, così le reazioni nel Partito Democratico, sempre alle elezioni comunali. Tajani o l'ex generale, la scelta di Meloni, scrive Carlo Bertini, guardando le alleanze pro futuro. All'attualità con il nuovo sindaco di Venezia, Venturini, subito un comitato per attirare capitali a Venezia, primo giorno da sindaco per il trionfatore alle urne. A Ca' Farsetti già alle 7:15 le riunioni operative per sbloccare i cantieri e mettere insieme la squadra. Brognaro è un amico, da lui ho ereditato una macchina comunale efficiente. Nell'intervista di Eugenio Pendolini, il neo sindaco di Venezia, la moglie Carolina si merita questa vittoria, dice la moglie dunque del nuovo sindaco della città lagunare. Gli incontri con i dirigenti e la pausa Crossani in ufficio, la giornata raccontata ora dopo ora. L'attualità invece internazionale con l'attacco degli Stati Uniti nel sud dell'Iran, l'ira di Teheran. Washington si giustifica, è stata autodifesa, ma per Teheran si è trattato di una flagrante violazione. I Pasdaran minacciano vendetta, ci sarà una risposta, qui il murale anti-americano a Teheran con le parole dei Pasdaran che minacciano ritorsioni. La missione finisce in Libia, rientrano gli attivisti della flottiglia dopo il violento sgombero di lunedì sera del convoglio accampato da giorni nei pressi di Sirte. E circa 200 attivisti di varie nazionalità hanno deciso di ritornare a casa. Tra loro ci sono 7 italiani che arriveranno questa mattina a Fiumicino. Salta la tregua in Libano, Israele allarga l'offensiva, massicci raid aerei, l'IDF oltrepassa la linea gialla, il bilancio dei morti continua a salire. Von der Leyen dai Baltici, uniti contro la Russia. Intanto 50 paesi hanno denunciato minacce ricevute dai propri diplomatici da parte di Mosca. Nei Balcani la protesta studentesca riaccende lo scontro tra Belgrado e Zagabria. L'ex premier serba, giovani in piazza, istruiti dalla Croazia. A Bosnia, appello per mantenere la figura dell'alto rappresentante. Il caso Castion arriva a Bruxelles. Rifiuti e disagi per i residenti, la Commissione se ne occupi. Pola, reclamo di Istria Verde, gruppo civico sul centro di trattamento. La comunità italiana e finanziamenti, fondi in aiuto alle imprese, stretta su alcol ed energy drink con una legge in vista
A Spalato il governo croato sta delineando importanti modifiche alla legge sul commercio e sul pacchetto sanitario, introducendo una forte stretta che ridefinirà le abitudini dei residenti e anche dei turisti. La norma è mirata anche a prevenire degrado e vandalismi notturni, in particolare in quelle che sono le zone turistiche. In crisi di astinenza, andiamo all'attualità, la cronaca nazionale, in crisi di astinenza coltella il figlio dodicenne, il ragazzo in prognosi riservate, il padre di 35 anni è in cura presso un SERT. I vicini di casa parlano di una tragedia annunciata, da tempo sentivano oltre le mura le urla di quell'uomo capace di trasformarsi in una furia quando era in preda a una crisi di astinenza come è accaduto ieri mattina. Non immaginavamo tuttavia che la rabbia compressa nel corpo di quel 35enne in cura presso un SERT esplodesse fino ad abbattersi contro il figlio di 12 anni, accoltellato 2 volte alla schiena. Uno dei 2 fedenti ha raggiunto il polmone, ridotto in prognosi riservata, a combattere tra la vita e la morte. L'uomo si è barricato all'interno dell'ambulanza e ha iniziato a ferirsi con alcuni aghi per poi colpire ancora il figlio e l'infermiera del 118 intervenuta. I vicini di casa da tempo sentivano le urla oltre le mura dell'abitazione. Il caldo record provoca le prime vittime in Europa. Un'ondata di affa fuori stagione e senza precedenti si è abbattuta da domenica su vari paesi europei. Nel Regno Unito 4 giovani sono affogati cercando refrigerio in bacini e fiumi considerati pericolosi. Travolto uno scuolabus, 4 morti in Belgio, il mezzo è stato centrato in pieno da un treno, altre 5 persone sono rimaste ferite. Alle 8:08 del mattino, quando la giornata stava appena prendendo il ritmo ordinario delle scuole e dei pendolari, il silenzio della campagna di Buganout è stato infranto dall'impatto tra un treno e uno scuolabus. Del minivan travolto è rimasto soltanto il telaio bianco piegato su un fianco riverso accanto alla ferrovia. A bordo viaggiavano 9 persone dirette al vicino Richpunt Campus, istituto specializzato nell'educazione di studenti con disturbi comportamentali emotivi e dello spettro autistico. 4 di loro sono morte, 2 ragazzi di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo, 49enne, l'accompagnatrice di 27. Gli altri giovani, tutti coetanei del piccole vittime, sono rimasti feriti, 2 in modo grave e trasferiti in diversi ospedali del Belgio. Filamenti e cumuli gialli in Golfo, pare mucillaggine ma è polline. Bagnanti preoccupati per la comparsa degli ammassi anche a riva, gli esperti rassicurano non c'è nessun pericolo. Queste le foto di Andrea Lasorte del Piccolo che mostrano proprio questa chiazza gialla. Inizialmente si pensava fosse mucillaggine, invece gli esperti parlano di pollini. Negli anni 80 è il caso del 24 in passato, infatti c'era stato nel 2024, dopo tanto tempo a Trieste, il fenomeno delle mucillaggini che era tornato in modo invasivo sul Golfo. Pochi dicono no ai tuffi in mare, nonostante questa chiazza gialla. La spiegazione degli esperti dell'area protetta di Miramare: si tratta di una materia derivante dalla fioritura primaverile degli alberi, normalmente si tratta di pini. Gorizia in 24.000 per il concerto di Cesare Cremonini, pronti 3 varchi di controllo per accedere all'area del concerto, vertice in prefettura sul coordinamento della giornata. Saranno 200 gli agenti in servizio. Il prefetto Fedullo dice costruito un modello organizzativo che potrà fungere da base anche per futuri concerti. Qui viene spiegato da Marco Bisiac come l'attesa per il concerto e la macchina organizzativa siano già ben avviate. L'artista fa il bagno nel mare del Friuli, il post dello stesso Cremonini è un bel pre-tour, assicura Cesare Cremonini, mentre sguazza felice nel mare del Friuli. Proprio bello, dice, come mostra un video diffuso sui suoi canali social. Qualche nota polemica si è subito elevata dopo quelle dei giorni scorsi, quando l'artista aveva scritto «Siamo a Gorizia, qui si sta da Dio e il Friuli è un tesoro intimo ed epico insieme, peccato che si intraveda Portopiccolo dove Cremonini soggiorna, di qui le osservazioni da parte di molti, Gorizia non è Friuli e non lo è neanche Portopiccolo». Osservazioni che non meravigliano l'artista. Ha 1,1 milione di follower su Facebook, 2,1 su Instagram. Significa che ogni post suscita reazioni a catena, intanto cresce la voglia di vederlo dal vivo. Tornei stellari e poesie lunari, l'omaggio dei ragazzi a Margherita Hack, la premiazione del concorso internazionale Viva Marga, coinvolti 1000 studenti di 28 scuole, da Trieste a Gorizia fino all'Albania, tutti i premiati nei riconoscimenti vengono poi
elencati qui accanto nella pagina dove si parla proprio di questa premiazione. Agonismo e management, doppio binario, difficile ma si vince in squadra. Andrea Razzi, una carriera nella pallanuoto, pronto a chiudere questo capitolo, un percorso stupendo, ma ora voglio dedicarmi ai tanti progetti aperti. Trieste Campus, un luogo unico che coniuga sport, formazione e servizi. L'intervista di Razzi di Marco Ballico con la riflessione Harvard il nostro modello, ma nella versione italiana per cultura e territorio. Il nostro evento, Vieri e Rossetti, domani alle 21, tra gli ospiti Dan Peterson. Atenei ai CUS di Udine e Trieste, campionati nazionali 2027, pagina dell'economia, Mediolanum accelera nel nord-est, più family banker per crescere. Parla il direttore generale della banca Igor Garzesi a Trieste per inaugurare gli uffici della filiale. Notizie in breve, Leonardo, il piano è già tracciato, aree interne della BCC con le ANCI, Generali che lancia il polo della protezione Radion, la piattaforma globale del CARE, unisce Europe Assistance e JEB, 5,8 miliardi di ricavi in 180 paesi. Porto e operatori appesi tra Hormuz e Suez, il confronto in Camera di Commercio a Trieste sulla crisi del Medio Oriente e le ricadute sui traffici e l'economia. Il presidente Paoletti dice emergenza energetica, focus sugli stretti da cui passano commercio internazionale e futuro dello scalo. Talò sull'IMEC, altri scenari, ora pensiamo come una rete, l'intervento in Medio Oriente in fiamme e la costruzione del corridoio commerciale IMEC ostacolata dalla guerra Stati Uniti-Iran, l'escalation militare prodotta da Israele. L'ambasciatore però Francesco Talò, inviato speciale dell'Italia per l'IMEC, invita a non abbassare l'attenzione sulla via del cotone. Lovaglio rassicura sulla concordia del CDA di Montepaschi. La D al Consiglio nazionale della UIL dei bancari a Venezia ostenta tranquillità dopo le voci di contrasti ai vertici, accelera sul tragitto di combinazione con Mediobanca. Divide invece l'elettrica, l'Icar Luce spiazza il titolo Ferrari in calo dell'8%, e Ferrari spiazza il mercato con Luce, la prima vettura 100% elettrica della casa di Maranello. A Piazza Affari il titolo apre la giornata in calo di oltre il 7% e chiude con una decisa perdita dell'8,37%, mentre analisti appassionati si dividono sul nuovo modello giudicato da molti lontano dai canoni stilistici tradizionali del cavallino rampante. Presentata a Roma alla Vela di Calatrava, prima alla stampa mondiale e poi ai clienti selezionati, Luce debutterà sul mercato con un prezzo di partenza di 550.000 euro. Le prime consegne sono previste entro il quarto trimestre dell'anno. Il presidente della Ferrari, John Elkann, ha presentato Luce al capo dello Stato Mattarella al Quirinale, poi a Papa Leone XIV, a Castel Gandolfo. Critico l'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo: se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo, almeno si tolga il cavallino. Questa è una dichiarazione piuttosto severa che viene attribuita proprio all'auto. Adesso lo andiamo a vedere, così anche da far capire ai molti che sentono parlare di questa macchina e però non l'hanno ancora vista. Allora andiamo a dare uno sguardo, poi ci si dividerà ovviamente fra chi ritiene che sia un bel modello e chi no. Questa è l'auto presentata ieri, la Ferrari Luce, auto completamente elettrica, ed è la prima della scuderia del Cavallino di Maranello, e questa è la macchina, poi ognuno dirà la propria riguardo al gradimento o meno di questo nuovo veicolo targato Ferrari. Andiamo adesso alle pagine sportive. Con il basket comincia la vera partita sul futuro di Trieste in A. Chiusa la fase agonistica con la sconfitta nella gara decisiva contro la Germania Brescia, si attendono le mosse di Mattiasic, soprattutto l'uscita allo scoperto del player, che dovrebbe garantire un apporto di 2 milioni. Ma chi gestirà questo budget? Ci sono diversi scenari, come descrive qui Lorenzo Gatto in questo articolo. Perché finiremo ringraziando il presidente Mattiasic, invece riporta Giovanni Marzini. L'americano ci lascerà la consapevolezza che Trieste deve iniziare a muoversi. La riflessione proprio di Marzini.
sul futuro della pallacanestro Trieste. Unione aggiorni il direttore sportivo, in lizza 3 candidati, l'elenco dei papabili si sta stringendo dopo aver valutato attentamente i profili e dentro la settimana ci sarà l'ok. Atteso anche l'arrivo di Margiotta per una serie di confronti, 2 fasi, prima il responsabile tecnico e poi l'allenatore, con molti tecnici che si sono anche fatti avanti per guidare la Triestina in Serie D. Sfumato il sogno Ciriello, il bomber Valcharlins, molti tifosi speravano di vedere il Triestino in alabardato, invece la punta ha scelto Zanutta. Victory, con le ex Triestina c'è la vittoria in eccellenza, primo tassello per il programma del club di Borgo che ha trionfato nella Silver. La pallanuoto, Trieste in casa di Salerno con i playoff nel mirino, ultima di regular season che non cambia nulla in termini di classifica. Sarà comunque un'occasione di rodaggio in vista dei quarti contro Posillipo. Coach Mirarchi, affrontiamo questa gara con serietà, va tenuto alto il focus. Alabardati primi in C con un gol di Pavic, ora si gioca per la Serie B, sempre per la pallanuoto e l'Unione Sportiva Triestina Nuoto che dunque è prima nella propria serie. Meeting Triveneto al countdown con un duello stellare nei 100, un motivo in più per non perdere altri appuntamenti e correre sabato 30 maggio al campo Draghicchio di Cologna per assistere al 19° Triveneto Meeting internazionale che promette spettacolo e sfide da brividi. Manca sempre meno la manifestazione inserita nella serie Challenger delle Continental Tour e curata dalla Polisportiva Triveneto Trieste, e nella lunga lista di campionesse e campioni presenti spicca sempre più il nome del velocista keniano Ferdinand Omanyala, primatista africano dei 100 metri, con il crono di 9,77 corso nel 2021 a Nairobi, sarà l'uomo da battere nella gara regina e si presenterà sui blocchi di partenza in ottima forma. Nei campionati regionali junior Bene Cafagna e le staffette sempre per l'atletica. Ancora basket ma al femminile Futurosa e Attruia, il nuovo tecnico, ufficializzato il triestino che prende il posto di Mura. Oltre alla prima squadra guiderà anche l'Under 17 e l'Under 19, un onore allenare qui per me come una famiglia, ha detto Attruia. Il premio velista dell'anno Mutti Centuori sono arrivati secondi per quanto riguarda la vela. Andiamo allo sport con la Serie A. Iraola dopo Allegri al Milan, Juve, Spalletti più Tognozzi, Cardinale punta al tecnico basco del Bournemouth per rilanciare i rossoneri. Senza Max al timone Modric non rinnoverà e salta l'arrivo di Goretzka. A Torino il tecnico sarà puntellato da un uomo di fiducia come direttore sportivo. Gli europei Under 17, la Baby Italia batte la Francia, buon avvio azzurro, il torneo di categoria che si gioca in Estonia, 3 protagonisti, 3 veneti e un giuliano anche nella squadra Under 17. Sinner schianta Tabur e vede uscire Medvedev. A Parigi l'esordio sul velluto del numero 1 in un tabellone che perde subito il russo. Bene anche Arnaldi e Darderi con il tennis. Dunque arriviamo alla fine della lettura del quotidiano Il Piccolo nella rassegna stampa di questa mattina. Prima di salutarci vi lascio al servizio che è relativo al progetto di Barcola, per dopo tornare in vostra compagnia dopo la pubblicità assieme a Lorenzo Giorgi di Forza Italia. La Regione ha già stanziato i fondi per i progetti esecutivi, quindi stiamo aspettando che il Comune e spero che i prossimi giorni ci sia la riunione tecnica, questa settimana, la riunione tecnica tra i vertici dirigenziali della Regione e quelli del Comune. L'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro spinge sull'acceleratore del progetto Core per il lungomare di Barcola, che mira a proteggere il litorale dalle mareggiate creando baie protette e nel contempo a riqualificare l'intera area realizzando nuove spiagge di sassi, strutture sportive e piscine di mare. E addirittura si pensava di fare un paio di piscine, di cui una piccola arena per pallanuoto, canoa polo, cose di questo tipo, e ovviamente la gente ogni giorno va al mare con l'acqua ovviamente di mare che ti entra dentro, certo. Un po' come era l'Ausonia una volta. Dovrebbe essere imminente il passaggio per l'approdo del progetto in Consiglio Comunale. L'obiettivo è far partire il prossimo anno una serie di cantieri suddivisi in piccoli lotti consecutivi. Il progetto dovrebbe partire il prossimo anno, cioè il progetto esecutivo in cui si mette come per una casa, tu fai l'idea progettuale, poi ci sono gli ingegneri
che ti fanno i calcoli strutturali e mandano i disegni in comune che deve autorizzare. Ecco, noi siamo in questa fase qua. Il comune deve dare l'approvazione alla variante del piano urbanistico e un voto del Consiglio Comunale. Io spero che avvenga il più presto possibile. Dopodiché metteremo il progetto in gara, stiamo parlando di 2-3 milioni se non sbaglio, e una volta che il progetto esecutivo sarà sul tavolo, allora sapremo esattamente quanti soldi mettere a disposizione e fare a pezzetti tutta la linea di costa. Dal giorno dopo della Barcolana o giù di lì a Pasqua, cioè praticamente nei mesi più freddi, si dovranno fare i lavori, in maniera che in primavera e estate quel pezzetto di litorale sia usufruibile. Se non la sai, perlomeno fuori luogo, se non la sai, che un esponente di un partito io parlavo con lui, un'aggressione neonazista viene alla conferenza stampa. Quindi può andare a provocare da qualche altra parte. I fascisti rossi che si fanno così, è gravissimo che una conferenza stampa venga un po' prego. Non ci sono coperte di un clochard da buttare via. Vada. Momenti di tensione davanti alla prefettura fra alcuni esponenti dell'Assemblea triestina contro i vecchi e nuovi fascismi che stavano iniziando una conferenza stampa sugli scontri del 19 maggio e il sindaco di Muggia Paolo Polidori che si stava recando a incontrare il prefetto. Sono passato appunto di là perché stavo andando in prefettura, ho visto Luca Marsi che comunque ci conosciamo, è un amico anche, e gli ho chiesto semplicemente che cosa stava succedendo, no? Una conferenza stampa, bene. A quel punto mi sento dire ecco è arrivato il sindaco, ecco il fascista, a un certo punto anche no, perché non mi faccio mettere i piedi in testa e neanche mi faccio offendere gratuitamente. Siccome io rispetto veramente le altre persone, chiunque sia, nel momento in cui vengo provocato, anzi offeso gratuitamente, rispondo, non mi tiro indietro. Stemperati gli animi, ecco il tema dell'incontro dell'Assemblea, rivendicare come in occasione della loro manifestazione di contrarietà rispetto al ricordo del giornalista triestino Alberigo Grilzi in via Paduina, operazione definita di revisionismo storico, quella da loro subita sarebbe stata una vera e propria aggressione lungo il viale 20 settembre, atto preordinato e non opportunamente evitato dalle forze dell'ordine, con richiesta di dimissioni di prefetto e questore, accusando poi attraverso il loro comunicato una serie di soggetti vicini al gruppo Veneto Fronte Skinhead ed altri gruppi neofascisti locali. Noi come movimento e assemblea antifascista dobbiamo denunciare un'aggressione neofascista che è quella che abbiamo subito. Per noi le parti sono chiare, nel senso che noi abbiamo subito un'aggressione da parte di un movimento neofascista che erano armati in piazza con tirapugni e spranghe mentre noi eravamo armati con dei palloncini e delle pistre d'acqua in maniera ironica per contestare quella che di fatto è una celebrazione di un personaggio che è stato espulso dall'Università di Trieste perché era un picchiatore fascista. Crediamo veramente problematico il fatto che la narrazione che ne sia uscita dai fatti del 19 maggio sia come se noi avessimo aggredito qualcuno, quando in realtà era molto evidente il fatto che i neofascisti erano armati e ci hanno aggredito. Questo è successo ieri, lo commentiamo in compagnia del nostro primo ospite, il consigliere comunale di Forza Italia Lorenzo Giorgi. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Buongiorno, che poi Bernardo. Lei non è neanche nuovo ad avere confronti con la piazza, diciamo, non in questo caso ovviamente con gli antifascisti, ma mi ricordo una volta quando eravamo fuori dalla struttura di via Flavio Gioia, l'ex Bazar, sì. Lei era presidente di commissione, quindi guidava un po' anche il percorso di chi voleva visitare quel sito per capire se potesse essere o meno riaperto e rimesso in funzione come centro a bassa soglia per l'accoglienza dei migranti, che c'erano quelli di alcune associazioni. Io ho ripreso tutto il siparietto dove gli ho detto fenomeno, se vuoi fare tu il consigliere candidati, una cosa del genere, no? Sì, allora è importantissimo confrontarsi con tutti e ci mancherebbe, però poi a me fa abbastanza, diciamo da ridere dai, perché diciamo da ridere che chi si proclama grande difensore della democrazia è quello che poi in qualche maniera prevarica gli altri e purtroppo questo avviene nel nostro paese ultimamente con troppa frequenza, per cui io adesso ho visto, non avevo ben
compreso qual era stato il motivo dello scontro, avevo visto qualche fotografia, e evidentemente non c'è il rispetto delle parti. Bisognerebbe, in maniera molto tranquilla, c'è una camomilla tutti, no? Una bella camomilla, e sedersi e discutere, magari poi discutere di temi, ma io sono fatto così, può essere un mio limite, di temi oggettivi, di cose che riguardano la quotidianità. Lasciamo che la politica e revisioni più o meno storiche la facciano gli altri, chi è pagato per stare a Roma. Insomma, noi occupiamoci dei problemi della città, e chi ha tanto tempo libero magari, invece che andare a far casino in piazza, potrebbe fare un po' di volontariato per gli anziani, per le persone con diverse abilità, nello sport, nella cultura, per gli animali. Insomma, ci sono modi per occupare la giornata diversamente. Siamo in collegamento con Gianluca Paladin, che dal campo di, credo, San Luigi, vado a occhio, ma penso di sì, Giorgi mi confermerà che anche San Luigi. ha girato per campi e continua a farlo da tanto tempo. Gianluca Paladin in compagnia del, mi correggi tu se sbaglio la carica, me ne scuso se faccio l'errore, presidente della comunità islamica di Trieste, Omar Akram, corretto? Esatto Bernardo, buongiorno a te telespettatori, siamo con Akram Omar, presidente della comunità islamica di Trieste, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi, a tutti i telespettatori. Oggi al campo del San Luigi per la festa del sacrificio, una delle due importanti feste islamiche che vengono celebrate poi sempre qui a San Luigi. I fedeli stanno piano piano arrivando e ovviamente riempiranno questo campo, come sempre c'è moltissima partecipazione, ci saranno anche le autorità civili. Presidente, il significato dunque di questa festa, di questa celebrazione? È un giorno di festa gioioso dove tutti i musulmani del mondo si radunano in preghiera, ma soprattutto per fare una grande riflessione e seguire l'esempio del profeta Abramo, che è stato messo alla prova da Dio e gli è stato ordinato di sacrificare il figlio, e lui lo stava facendo. Dio gli ha mandato l'arcangelo Gabriele con un montone e ha salvato il figlio, e diciamo questo è un segno di obbedienza, un segno di umiltà che noi dobbiamo seguire come musulmani in tutto il mondo. Il sacrificio che facciamo noi non è tanto sacrificare gli animali quanto sacrificare il nostro tempo per il prossimo, i nostri averi, i nostri soldi, che possiamo aiutare i poveri e quelli che sono rimasti dietro, i rifugiati, gli oppressi. È un giorno di profonda riflessione, perché nel mondo ci sono molte tragedie in atto. Abbiamo il dovere di gioire, sì, ma di pensare anche a queste persone che veramente sono sotto bombardamenti o hanno fame, gli manca tutto. Quindi una preghiera anche per tutti coloro che stanno soffrendo, per quei popoli che stanno vivendo in guerra. Assolutamente, il nostro pensiero va alla popolazione civile di Gaza, alla popolazione del Sudan che soffre una carestia e guerra anche là, all'Ucraina, al Libano, a tutte le parti del mondo dove c'è sofferenza. Un credente non può girarsi dall'altra parte e non può accettare con indifferenza quello che succede. Il minimo deve fare una preghiera, il minimo. Poi se riesce ad aiutare, a condividere quello che ha, sarebbe meglio. Le chiedo un'ultima cosa, come si sviluppa quindi la mattinata? C'è il momento di preghiera, ma prima ci sono i saluti istituzionali, ci sarà il vicecomandante della polizia locale, ci sarà il presidente del consiglio comunale, giusto? Sì, noi come al solito facciamo gli inviti a tutte le istituzioni, abbiamo ricevuto gli auguri del sindaco di piazza, del prefetto, del questore, qualcuno è impossibilitato ovviamente di essere presente, però sarà presente il cavaliere Francesco Panteca, il vice comandante della polizia locale e probabilmente qualcun altro. Abbiamo anche ricevuto gli auguri da parte delle altre comunità religiose, perché noi vogliamo proprio condividere la nostra gioia con le altre comunità della città. Lei introdurrà alle 8:30, giusto per 10 minuti, e poi la preghiera.
Esatto, io faccio una riflessione assieme ai presenti sul tema appunto del sacrificio e dopo c'è il saluto delle autorità e dopo la preghiera. Akram Omar, grazie davvero e vi lasciamo ovviamente a questo importante momento. Grazie. Grazie a voi. Grazie Bernardo, per ora è tutto dal campo del San Luigi, ti restituisco la linea. Grazie Gianluca, grazie anche al presidente Omar Akram in queste che sono ricorrenze che ormai abbiamo imparato a conoscere, no Giorgi, nel territorio cittadino, anche con la messa a disposizione poi di ampi spazi come i campi da gioco che si prestano per avere modo di accogliere tante persone. Tante persone, mandiamo un augurio ovviamente a tutta la comunità e le parole sono importanti perché le guerre nel mondo sono 67 mi pare in questo momento e per cui ovviamente un pensiero va a tutte le persone che soffrono questa situazione che non dovrebbe esistere ma che storicamente purtroppo c'è. Allora non so se abbiamo già pronta una telefonata, che sentivo il centralino che suonava. Sì, sentiamo la prima di questa mattina. Buongiorno. Buongiorno, sono Culotta, consigliere Giorgi, sono Prelas, vostro telespettatore. Senta, volevo parlare un po' del governo. Allora, le cose sono più o meno così, e che praticamente diciamo il governo attuale con Giorgia Meloni eccetera ha fatto solo che promesse, diciamo poi ha soppresso il reddito di cittadinanza, che d'accordo non è che quello crea una ricchezza, però diciamo che d'altra parte non ha come contribuito a infrastrutture, opere pubbliche, vantaggi per le imprese, per i giovani, non ha fatto niente di questo. L'ordine pubblico conosciamo tutti quanti i fatti, col disastro, con le politiche sull'immigrazione e l'accoglienza, che sarebbero se non fare dormire persone per le stazioni in strada. Inoltre nel farsi sentire in Europa l'Italia è stata fallimentare. Giorgia parla con Confindustria, dice faremo parte della burocrazia, così alla fine è andata con l'America che praticamente nel dichiararsi italiani, però insomma peggio di così non ne possiamo più. Io faccio un caldo invito a tutti coloro che andranno a votare a che Giorgia Meloni con simili non possono avere alcuna possibilità di rimanere ancora al governo. Va bene. E con questo saluto. Grazie Prelaz, di evidente segno opposto al governo. Siamo fortunatamente in democrazia e quindi ognuno dà la propria lettura e magari io posso avere una lettura diametralmente opposta rispetto al gentile telespettatore. Io credo che insomma, il governo di centrodestra abbia portato dei risultati anche in situazioni che, legandosi proprio a quello che dicevamo prima di guerra e di situazioni internazionali molto molto complicate, hanno fatto sì che sia un periodo tutt'altro che facile per governare. Le promesse dal consigliere circoscrizionale al presidente interstellare, tutti cercano di portare prima delle campagne elettorali quelli che possono essere gli impegni, dopodiché non sempre è facile ovviamente portare a casa i risultati, perché non dipende soltanto, anzi tutt'altro, da chi governa, e questo lo sappiamo. Altresì credo che poi i risultati di un paese che è sempre stato abbastanza diviso, insomma non c'è mai stata una grande predominanza di una delle due parti, fa sì che anche con gli ultimi risultati che abbiamo visto nelle amministrative ci sia una leggera comunque ancora apprezzamento superiore di quello rispetto alle posizioni che diceva il telespettatore. Insomma, il governo continua a lavorare e credo che ci sia la possibilità di spiegare ai cittadini che noi siamo assieme nel centrodestra, perché il presidente Berlusconi ha inventato il centrodestra ormai da oltre 30 anni, con degli obiettivi e dei programmi. Dall'altra parte l'unico programma resta battere il centrodestra. Mi sembra un po' limitativo, poi insomma in democrazia ognuno dice quello che vuole. Cosa ne pensa di Vannacci e del suo movimento e quello che può essere anche il suo riverbero a Trieste pro futuro, visto che fra un anno si va al voto in provincia, in comune? Io ho avuto modo di conoscere il generale Vannacci a una manifestazione che avevamo fatto con l'Istituto Friedman quando abbiamo premiato il presidente dell'Argentina Milei a Roma un anno e mezzo fa per quelle che sono
le sue visioni liberali che io sposo in pieno, anche se è un po' complicato portarle nel nostro paese. Vannacci è un uomo che ha fatto un percorso molto importante dal punto di vista della carriera militare e lavorativa, sicuramente sa quello che dice, si sposa spesso male con quelle che sono posizioni personali, liberali e di una visione diversa su tanti temi, e questo sicuramente fa parte anche della ricchezza di avere delle opinioni diverse, parlando di temi specifici, andando ad approfondire quelle che sono le tematiche. Indubbiamente in un momento complicato sulla sicurezza e su altre situazioni la possibilità di fare breccia nell'elettorato c'è da parte di Vannacci. Ovviamente lì andremo a capire poi, non noi, ma insomma i nostri leader nazionali, quelli che sono i punti eventuali di incontro e quelli che invece sono punti che in qualche maniera possono far sì che non ci sia condivisione su alcuni temi. Proprio per quello che dicevo prima, noi non siamo assieme con l'obiettivo di battere la Schlein o Conte, insomma non è una cosa che ci interessa. Noi siamo assieme da tanti anni con Forza Italia, con la Lega, con Fratelli d'Italia, con i moderati e i vari partiti, magari più piccoli, che fanno parte di questa costellazione del centrodestra, con degli obiettivi ben precisi, che poi non sempre si possono portare a casa, ma con dei programmi e con delle proposte, per cui in qualche maniera si andrà a vedere se si può lavorare assieme con tutti quelli che vogliono lavorare su obiettivi e programmi precisi. E quindi sarà una situazione. Ovviamente non sarà facilissimo, chi lo dà già per scontato, secondo me è un po' fuori strada, perché poi, e non mi permetto di entrare in casa degli altri, tra l'altro nei fondatori chi frequenta i gruppi di Vannacci e Trieste, che non è ancora un partito che si sta formando, sono tanti amici. Io ho Porro vicino a me seduto in consiglio comunale, che insomma nei prossimi giorni credo che ufficializzeranno la creazione del gruppo che c'è già, ma insomma deve anche lui, con Ugo Rossi, eccetera. Accostamento inusuale, quello fra Ugo Rossi e Porro. Però sapete, dico inusuale per usare un termine laico. Sì, nella politica può succedere di tutto, e quindi poi al di là di quelli che sono i rapporti personali con le persone, però ovviamente Vannacci dovrà fare una scelta se partecipare con degli obiettivi precisi, anche rinunciando a diverse cose, perché è facile avere delle posizioni, ma poi quando si va, e se si va a governare, bisogna in qualche maniera intanto governare per tutti e affrontare anche situazioni complicate, quindi lasciamo agli altri. Un veloce commento, poi andiamo alla telefonata. Davvero, l'ex generale su Marina Berlusconi, non ho ancora capito a che titolo parla. Beh, allora io cerco di evitare di entrare in casa degli altri. No, però hai toccato Berlusconi, so che lei si agita quando... No, a livello nazionale invece ovviamente ci sono queste schermaglie. Beh, insomma... Marina Berlusconi ha ereditato Forza Italia, giusto? Come... No, allora... cioè, la famiglia Berlusconi, perdono. Sì, ma non è che ha ereditato Forza Italia, noi abbiamo... No, è rimasta all'interno comunque del contesto politico, perché sì, una volta... Noi abbiamo di partito una grossa Silvio. Fortuna, e mi permettano un po' tutti, noi sul simbolo possiamo scrivere Berlusconi, che può piacere, non piacere, poi ognuno, ma insomma è stato uno straordinario imprenditore e uno dei pochi statisti degli ultimi 40 anni nella politica. Piaccia o meno, la famosa bellezza della democrazia, ma poi ci sono dati oggettivi. Evidentemente la famiglia Berlusconi ha continuato ad essere vicina a Forza Italia e di fatto rappresenta, io spero che rappresenti quello che può essere una svolta futura di Forza Italia. Marina Berlusconi è la più, chiamiamo, papabile per avere un ruolo all'interno del partito, che fa riferimento a quelle che sono le idee di Silvio Berlusconi, che Marina incarna benissimo, anzi secondo me potrebbe svilupparla ancora meglio, proprio per quello che dicevamo prima, perché anche Berlusconi è dovuto scendere a patti ad un certo punto, no? Avesse preso lui il 51% da solo, le cose potevano andare bene, ma poi quando sei assieme agli altri trovi punti di interesse, punti che ti permettano di lavorare assieme, sempre per cercare di fare il bene dei cittadini.
però devi scendere a volte a compromessi. Per cui insomma fa parte del teatro della politica. Vannacci, Berlusconi sono degli attori che portano avanti dei copioni che non sono già scritti, è così un po' il teatro dell'inventiva, no? Della politica. Okay. Però io credo che questo paese abbia bisogno di un forte partito liberale, di un forte partito di centro, ha bisogno di moderazione, ha bisogno di parlare, ha bisogno di quello che può incarnare Forza Italia, assolutamente. Telefonata, sentiamo, buongiorno. Buongiorno alla redazione, a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Sveglia Trieste, al dottor Bernardo e al consigliere Lorenzo Giorgi. Sono Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Buongiorno carissimi tutti e due. Tornando al cortile di casa nostra, desidero, caro consigliere, dare atto all'amministrazione comunale e specialmente in particolar modo l'assessore allo sport Elisa Lodi per il grande lavoro svolto finora sulle palestre, l'ultima è quella di San Giovanni, e i campi da calcio in città, i Ferini, eccetera, eccetera. Tuttavia, manca ancora, come lei sa, il completamento della riqualificazione del campo sportivo comunale di Campanelle. Inoltre l'assessore Maurizio De Blasio insieme all'assessore bravissima Caterina De Gavardo per la sicurezza ci hanno promesso pure un murales a bordo campo. Anche con l'attuale variazione di bilancio vorrei chiedere direttamente al consigliere Giorgi, anche in veste di presidente onorario, a che punto è la situazione e quali sono le tempistiche previste per la fine dei lavori. Grazie per la cortese risposta, buon lavoro a tutti e un saluto alla mamma signora Livia. Grazie Claudio, prego. Grazie, consigliere Giorgi. Beh, ormai io sulle tempistiche per il campo di Campanelle non si sbilancia più. Resto sempre con 8 piedi per terra. Anche perché sono arrivato a Campanelle nel 2007, quando insomma, assieme ai miei amici e collaboratori abbiamo salvato la società dal fallimento, e con l'idea che, questo era quello che arrivava dall'amministrazione comunale, che entro un paio d'anni la riqualificazione del campo poteva insomma, iniziare e concludersi. Sono passati quasi 20 fra poco, il prossimo anno sono 20 anni che sono a Campanelle, il tempo vola, e siamo ancora con i container, e quindi ormai non mi sbilancio più. Ho parlato con l'assessore Lodi, stiamo vedendo nelle pieghe di questa, uno di questi praticamente ultimi atti dell'amministrazione di Piazza, di riuscire in qualche maniera a poter procedere col completamento. Io penso che ci possa essere un intervento della Regione, e così mi appello all'assessore allo sport della Regione. La Regione è intervenuta tanto sugli impianti sportivi, anche a Trieste, non ultimo, lo diceva proprio Claudio, il famoso cubone di San Giovanni, e credo che sia necessario andare a completare, ma per una questione di correttezza verso centinaia di ragazzi che fanno sport a Campanelle. Bellissimo il contesto perché sei in mezzo al verde, vista mare, eccetera, eccetera, poi però se ti cambi nel container un po' va bene, poi si va in difficoltà. Il Campanelle ha praticamente completato quello che è la filiera del settore giovanile, in solo 2 anni abbiamo quasi 140 atleti, quindi un lavoro, devo dire, di questo ringrazio il Presidente Giovannini e tutti i collaboratori della società, con discreti risultati, ma siamo ovviamente aperti a tutte le altre squadre che non avevano, e qui so già che tu mi freghi perché poi parleremo di altro, impianti sportivi, per cui abbiamo ospitato Sant'Ignazio, il CGS, un po' tutti, e continuiamo a farlo, per cui insomma l'appello è, ma l'assessore Lodi so che sta lavorando su questo, l'appello è che si possa completare questo benedetto campo per continuare a sviluppare, perché io dico, se siamo riusciti a rifare un settore giovanile dopo 14 anni di campo chiuso, 5 mesi con il campo aperto e senza nemmeno l'ombra, non di uno spogliatoio, di un container, e comunque i nostri ragazzi hanno fatto veramente tanti sacrifici, credo che
il futuro può essere ancora più roseo. E adesso sentiamo la domanda. No. Cioè, mi ha subito mantenuto sotto traccia. No, c'è la notizia dell'aggiudicazione al consorzio CGS Roianese Muli del campo Ferrini a dispetto del Chiarbola Ponziana, che aveva già pregustato probabilmente l'ipotesi di tornare a giocare in quel campo di Ponziana, no? Il Ferrini. Allora, questo è perché spesso e volentieri ci sono delle normative anche un po' particolari e quindi tutte le concessioni, ma come è successo per le concessioni balneari, come è successo per i chioschi, tanto per dire alcuno, vanno a ricadere su tutta una serie di regolamentazioni, la Bolkestein, europee, e quindi andavano seguite delle precise, come è giusto che sia, indicazioni. E quindi è stato fatto un bando che dava la possibilità di partecipare per chiedere al comune di poter condurre per 8 anni un campo sportivo e ovviamente è successo quello che ci si aspettava, cioè che chi non era nelle condizioni di avere un campo regolamentare di calcio a 11 in questo caso potesse partecipare per l'assegnazione dei campi che erano disponibili. Il campo Ferrini, che sostanzialmente dovrebbe essere pronto a fine estate per quello che riguarda il terreno di gioco. Certo, manca poi tutta la zona spogliatoi. Un po' più avanti negli spogliatoi. Speriamo magari di prestare gli spogliatoi, i container nostri ai Ferrini e di avere questi benedetti spogliatoi a campanelle. E all'apertura delle buste c'erano delle indicazioni precise che riguardavano un progetto tecnico, il numero di tesserati, il radicamento sul territorio, ma anche un'offerta economica per la gestione. E alla fine, tanti dicono un po' a sorpresa, per gli addetti ai lavori non c'era grossa sorpresa, ci si poteva aspettare che l'ATI, quindi questa formazione temporanea di alcune società sportive, potesse avere alla fine un successo che è arrivato soprattutto per quello che riguarda la parte economica. E io da ex giocatore del Ponziana, non del Chiarbola Ponziana, che è diventato un po' l'erede poi purtroppo del fallimento di una delle società storiche, la seconda società di Trieste. Va ricordato che i Veltri lì hanno vissuto la storia. Poi io quando giocavo nel Ponziana giocavamo dove adesso c'è il Pala Trieste, tanti più giovani non lo sanno, ma lì c'era il campo di Via Flavia, e poi è ritornato al Ferrini, purtroppo poi avendo una fine poco gloriosa come società, ma ho giocato anche nel CGS e poi nella Roianese, come qualcuno qui presente, insomma, fa le sue, possiamo svelarlo. Oggi sono anche i muri, quindi. Quindi non solo il dottor Gullotta, ma mister Gullotta da tanti anni porta avanti le azioni di volontariato sportivo, per ricongiungermi a quello che dicevo prima, nella Roianese. La Roianese è un'altra società che aspetta il campo da decenni. Sì, ma mi sa che continuerà ad aspettare, perché i presupposti per avere un campo rionale non ci sono. Rionale non ci sono, però CGS e Roianese gestiranno assieme il Ferrini e sicuramente permetterà alle Roianese, certamente con difficoltà rispetto ad averlo sul terrapieno di Barcola, come si parlava, piuttosto che a Monteradio, come era previsto dal piano regolatore. A Gretta, sì. Però sicuramente potrà sviluppare sicuramente più vicino di Borgo San Sergio. Sì, perché Borgo San Sergio diventava un viaggio, per cui da ex di queste tre mi dispiace sicuramente per il Chiarbola, che si aspettava, anche perché c'era stata una raccolta di firme, c'era stata comunque una posizione presa dal Consiglio Comunale, però poi quando ti scontri con quelle che sono normative, in questo caso che facevano riferimento anche a livello europeo, e poi riferiti a punteggi anche per essere pienamente trasparenti. Sì, certo. Non si poteva fare molto. Allora andiamo a sentire la prossima telefonata, poi ci fermeremo per la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno dottor Gullotta, lei e il suo ospite, sono Fulvio. Prego. Buongiorno. Io vorrei ritornare a Trieste e all'economia. Allora, ieri è uscito fuori
una ricerca sulla povertà nell'Unione Europea. 72 milioni sono a rischio, di cui il 16% in Europa, butta a caso il 18% in Italia. Il 18% sono 10 milioni di persone a rischio povertà. Non so se do l'idea. In più, la Meloni, come qualsiasi altro politico, perché io parlo di cose che ho sentito negli ultimi 60 anni, già con la Prima Repubblica, sono del 44. Allora ieri all'assemblea di Confindustria ha detto che bisogna magari in comune, insieme, cambiare la burocrazia. Ma 4 anni fa, quando è andata a governare, sapeva cosa doveva fare o no? Sapeva che una delle pietre al piede dell'Italia è la burocrazia. Questo è uno dei motivi per cui dobbiamo attivare per i cittadini di Trieste il territorio libero, che è legge della Repubblica Italiana. Io tante volte penso che i politici non hanno neanche capito la valenza degli allegati del trattato di pace, non ci arrivano probabilmente, non ci arrivano, ha una valenza economica mostruosa. Questi qua non c'è, perché non credo neanche che siano in malafede, probabilmente pensano che sia, non so, la fiaba di Cappuccetto Rosso. Non capiscono il valore degli allegati del trattato di pace. E tra l'altro è legge della Repubblica. Io tante volte chiedo di leggere la legge, di leggere nient'altro con gli allegati. Questi qua o non sanno leggere o sono in malafede, ma io penso che veramente non ci arrivano, non lo so. Spero di avere una risposta prima o dopo, perché qua le persone sono sempre più in miseria. Il debito è aumentato, le pensioni non hanno neanche un caffè al giorno, le paghe non arrivano più a fine mese, la sanità va sempre peggio, le scuole sono come che sono. Ma quali sono i risultati? Ma si poteva andare noi la Meloni, adesso che dicono il generale Vanacci, sì, cosa farà Vanacci? Cosa farà? Non ha nessuna intenzione di cambiare, si vede che stanno bene così. Ok, grazie Fulvio. Allora dobbiamo andare in pubblicità, che siamo un po' in ritardo, poi a rientro se Giorgi vuole fare un po' una spiegazione di quanto abbiamo appena sentito, subito dopo la pausa. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del consigliere di Forza Italia Lorenzo Giorgi. Vuole dare una risposta a Fulvio che ha chiamato prima? Anche qui poteva essere una grande occasione economica, potevano essere tante le situazioni. Due cose: uno è il fatto storico, la città con i moti del 53 e con la volontà quasi unanime all'epoca ha voluto riabbracciare l'Italia. Ha fatto bene, ha fatto male, poi ognuno può pensare quello che vuole, ma questi sono dati storici. Dal punto di vista tecnico c'è previsto, però è pressoché inattuabile per varie motivazioni tecniche, no? E questo lo sappiamo. Ma poi, visto che parlavamo di incontri, scontri di piazza, durante la campagna elettorale del 2016 in Piazza della Borsa, vicino al mio gazebo, anche quella aveva fatto un po' di notizia, c'è stato così un incontro-scontro con Giuda Stante, dove ognuno ha portato le proprie idee, perché l'ipotesi, l'idea del territorio libero, c'è una parte che va rispettata, come vanno rispettate le idee di tutti, una parte dei cittadini che la porta avanti, quindi ci eravamo così confrontati su questa cosa. Una cosa ho chiesto all'epoca, sulla carta in teoria noi potremmo avere un grande ritorno economico, ma dove sono i dati reali, uno studio serio che possa spiegare come oggi la città di Trieste potrebbe davvero sopravvivere senza, ad esempio, i soldi della regione Friuli Venezia Giulia per quello che riguarda tutta la questione della sanità, dove fortunatamente in molti settori siamo un fiore all'occhiello, dove le situazioni economiche internazionali fanno sì che ci sia un'oggettiva
difficoltà, per fortuna il nostro è un porto che lavora, ma tutto questo movimento riesce a supportare quelli che sono i servizi essenziali per i cittadini. Noi siamo sicuri che ad oggi, io sono sicuro che non è così, ma però chi lo propone ha dei dati concreti e certi, non di discussione semplice fra un consigliere comunale e un cittadino, ma dati oggettivi di uno studio economico che vada a spiegare come si manterrebbe nel 2026 il territorio libero di Trieste con le entrate che Trieste riesce a produrre senza avere uno sviluppo industriale, perché non c'è il territorio per farlo, e con le situazioni che ci sono, perché questo è un dato che va in qualche maniera poi analizzato, dove ci si può fare un confronto. Il resto restano sciocchezze da una parte e dall'altra, perché sulla carta c'è ma non è attuabile, economicamente sarebbe bellissimo Montecarlo, ma non ci sono i riscontri, per cui quello che ho detto ormai 10 anni fa, fate uno studio. E all'epoca Giurastante mi rispose: dovete farlo voi. No, non devo farlo io, la proposta viene portata avanti da quello che è un movimento politico, o più movimenti politici che ci sono, e credo che sia un loro onere per spiegare la validità della loro proposta, perché qui stiamo parlando di cose molto grandi e molto serie, al di là di poi la metodologia per arrivare a questa creazione. Ma se non sappiamo nemmeno, e io sono convinto che si possa mantenere in piedi, allora non serve Una volta avevo fatto una domanda, ma tanti anni fa, riguardo a questo, ma la risposta era stata un po' evasiva, però vabbè, insomma, magari ci torneremo. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno signori e triestini friulani. Prego. Perché non date ascolto? Praticamente in regione sono 50 votati, in comune sono 30, 80 persone che non danno ascolto a Fulvio che dice la stessa cosa da anni. Io stesso dico di mettere il metal detector sulla piazza per praticamente dare un po' di sollievo alle persone che non devono andare via con la paura. Invece vediamo che anche Pier Paolo Bertoli al canale 12 diceva Verginello. Adesso proviamo a vedere, faremo un discorso per vedere di migliorare la situazione. Ma era già da Maran che ha ucciso i due agenti di polizia, di cominciare a mettere un freno. No, arriva adesso quel Verginello, ma non lo so se ci sono o se ci fanno quelle 80 persone votate lì. Non portano una cosa fatta mai in TV, mai. Vengono solo lì a sentire le nostre beghe e poi dopo a casa tralasciano tutto e le nostre idee vanno cestinate. Ci sono o ci fanno? Diamo possibilità a Vannacci di governare. Questo lo diranno le urne, no Giorgio? Ne parlavamo prima. Se l'amico Franco da Udine vuole, facciamo una puntata di 24 ore con le cose che io ho proposto, quelle che sono andate a buon fine, molte, e tantissime quelle che non sono andate a buon fine, per cui il concetto è sempre quello: grande rispetto delle idee di tutti, ma caro Franco, il consigliere comunale non può parlare di questi temi qui, io devo parlare di alberi, di strade, di scuole e non di situazioni molto più grandi, ognuno ha il proprio ruolo. Ci sono un paio di... mi è sfuggito qualche passaggio, si parlava dei metal detector, sì sicuramente la questione della sicurezza in città va affrontata, perché rispetto a qualche anno fa tutta una serie di situazioni che si svolgono anche a Trieste, non eravamo abituati, devo dirlo con estrema chiarezza, vanno affrontate, ma vanno affrontate dagli organi competenti, perché non può affrontarle il dottor Gullotta, che si occupa di Tele4, non può affrontarle il presidente della Commissione Lavori Pubblici, che va assieme ai consiglieri comunali a vedere quelle che sono
i lavori appunto che vengono fatti dall'amministrazione sulle strade piuttosto che sulle scuole, perché ognuno ha il proprio compito nella vita. Dopodiché, se vogliamo discutere in maniera generale, tranquillamente davanti a un caffè, un tè, Lorenzo, Bernardo, Franco, ci sediamo e discutiamo di grandi temi, però siamo sempre lì, cerchiamo di portare un po' di serietà a quelle che sono le proposte. Dopodiché voi sapete che tra l'altro si parla di metal detector, ma dove metti i metal detector? Cioè vai a blindare completamente la città, allora non mi entra qualcuno col coltello in Piazza Unità perché ho i metal detector, ma mi va in via del Teatro Romano. Quindi c'è una situazione dove io spero che ci sarà un impegno da parte, qui sì, del governo per avere più persone sul territorio, perché fra la situazione della rotta balcanica, fra quella che è la deriva dell'educazione dei ragazzi più giovani e quindi queste situazioni di cosiddetti maranza che anche a Trieste iniziano a essere presenti, magari per le persone più anziane e più fragili può essere complicato a volte affrontare quella che è la quotidianità in città. Non abbiamo le situazioni che ci sono in grandi città. Io ero per motivi personali e sportivi a Verona e a Padova nei scorsi giorni, lì veramente in certi punti c'è da avere preoccupazione, però insomma cerchiamo di portare avanti un discorso serio, ognuno faccia quello che deve fare, c'è un questore, c'è un prefetto ed è giusto che la parte della sicurezza venga gestita da loro. Una mail dice: in materia di sicurezza, visto che non si sa più nulla, chiedo al consigliere se ha informazioni sull'attività fino ad oggi svolta dal drone acquistato dall'amministrazione comunale e dal relativo personale addetto. Grazie e cordiali saluti. Drone della polizia locale. Drone della polizia locale, sicuramente quello che riguarda questo tipo di pattugliamento dall'alto ha poi dei riscontri. Non ho dati oggettivi su quello che ha portato, anche perché è stato introdotto da poco. È stato introdotto da poco, quindi siamo in una fase... quello che ho capito doveva essere anche utile per questioni che sono relative a ricerca di persone scomparse. Sì, soprattutto questo. Ma ad esempio di congestionamento del traffico dove grazie al drone si può andare alla radice e capire le vie da poter poi comunicare ai cittadini per potersi muovere in alternativa. Anche perché la nostra polizia locale, che svolge anche compiti di polizia giudiziaria e sull'antidroga, ha veramente dei risultati straordinari in collaborazione alle altre forze di polizia, ovviamente è limitata su una certa tipologia di reati e di sicurezza. Ad esempio, parlando di antidroga, non c'entra il drone, ma abbiamo un cane che sta facendo dei risultati incredibili, per cui sono delle peculiarità diverse rispetto a quello che è la gestione del traffico, che è più consona a quelli che sono di solito i compiti della polizia locale, però anche lì si sta lavorando. Telefonata, sentiamola, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buona giornata al conduttore e all'ospite. Prego. Approfitto della presenza dell'ospite, che mi sembra consigliere regionale. No, comunale. Comunale. Quindi niente, il discorso non vale, ma vale come triestino, quindi essendo lui un politico sicuramente si darà da fare per portare avanti questa mia idea personale che riguarda l'ospedale di Catinara. Ospedale di Catinara, il cui appalto praticamente è stato comatoso da molti anni, è quasi tutto fermo e sappiamo benissimo quali sono i danni, sia tecnici, sia amministrativi, sia economici, sia estetici, sia tutto. Si tratta di un appalto che veramente sta andando male, o è andato male, non si sanno le cause. Ed è questo che forse i triestini dovrebbero sapere. La faccio breve. Un appalto è costituito da varie istituzioni, ci sono i progetti, il servizio tecnico, l'ufficio contratti, l'ufficio legale, la ragioneria che è utile per le fideiussioni, le polizze fideiussorie e tutto l'insieme, il direttore di lavori che è una figura giuridica, eccetera. Ora, alla fine, per coordinare tutte queste figure è necessaria una figura unica che è il responsabile unico del procedimento, che sicuramente Catinara ha. Ora, sarebbe forse il caso che il Comune di Trieste, per fare l'interesse dei cittadini, interessasse la Regione a ciò che
il responsabile unico del procedimento di Catinara faccia una relazione che possa essere diffusa fra i cittadini, i quali hanno diritto di capire cosa sta succedendo nell'appalto di Catinara. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei. C'è stato un momento in qualche modo di chiarimento da parte dell'assessore Riccardi all'inaugurazione di uno dei piani di Catinara ristabiliti per i reparti su quella che era la situazione dei lavori per il nuovo ospedale con annesso il burlo e tutto quanto, e si tratta, la banalizzo per fare in modo che il cittadino capisca senza troppi tecnicismi, della tirarsi indietro causa problemi finanziari della ditta che si era aggiudicata l'appalto, fra l'altro in seconda battuta perché già era la subentrante rispetto a quella che era arrivata prima e che non aveva cominciato o meglio completato e continuato l'opera. Anche in questo caso questa azienda non ha la capacità di poter andare avanti e quindi si sta traghettando tutto verso un'altra realtà. È ovvio che in mezzo a tutta questa situazione problematica ci sono procedure, burocrazia, verifiche per quanto riguarda la tenuta economica, la congruità del progetto, il finanziamento che deve essere confermato e spostato da uno all'altro, cioè poi ci si rende conto che la burocrazia appesantisce e su questo non credo ci siano dubbi, ma credo che nessun amministratore abbia intenzione di fare in modo che un ospedale rimanga fermo. No, ma io credo almeno che la logica dice questo. Nessun amministratore vuole tenere fermo nulla e quindi potremmo parlare del tram di Opicina piuttosto che di mille altre situazioni. No, il cittadino ha ragione quando dice vorremmo sapere qualcosa in più che le RUP deve essere la politica secondo me a comunicare, l'assessore Riccardi aveva già spiegato, dopo spesso e volentieri fa più notizia da prima pagina quando si interrompono i lavori e fa molto meno quando vengono spiegati perché alla fine viene tutto derubricato se colpa della politica. No, qui c'è purtroppo ci sono state delle aziende che non sono state in grado di portare avanti i lavori, ma perché io lo dico qua da Gullotta andava ancora alle elementari, io dicevo già che la vera tragedia di questo paese è un apparato burocratico, un codice degli appalti folle, dove sembra fatto apposta per far sì che non si faccia, e questo lo riscontriamo ogni giorno, le lungaggini di tutte le cose che io ho fatto in questi anni, partendo dalla piazza di Roiano, quando il percorso è iniziato, quello di proposta è iniziato che io ho 20 anni, quello oggettivo è iniziato nel 2001 e l'abbiamo inaugurata più di 23 anni dopo, ma piuttosto che l'ultima che inaugureremo con l'assessore Lodi a breve, la Barcola Bau Beach. Io l'ho iniziata a proporre nel 2019, nel 2020 ho messo a disposizione la parte economica che avevo risparmiato col mio assessorato per la progettazione e verrà inaugurata nel 2026. Ma perché? Perché Giorgi Lodi di Piazza o chi volete voi non aveva voglia, o perché ci si scontra quotidianamente con quelle che sono mille problematiche anche per fare le cose più piccole, quindi immaginatevi le cose più grandi. Ripeto, il cittadino ha ragione, ci vorrebbe una comunicazione, non dico più precisa, ma più facile da far arrivare a tutti, perché spesso e volentieri magari non tutti seguono con attenzione come faceva la persona che ci ha telefonato prima. Ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? No. Allora una mail che dice: buongiorno, chiedo che vengano controllate e messe in sicurezza le scalette di fronte alla Marinella che ha gradini a scorrimano traballanti e pezzi di ferro arrugginiti sporgenti prima che qualcuno si faccia male, logicamente in vista dell'estate. Ok, allora non ho ancora un quadro e ne parlerò con l'assessore Lodi per quello che riguarda quelle scalette a cui sono particolarmente affezionato, perché ero un giovane e cappellone presidente di circoscrizione quando sono riuscito a farle installare la prima volta, però ovviamente in vista di quella che è l'apertura della stagione balneare tutte le scale vanno ogni volta verificate, verniciate eccetera eccetera, quindi credo che sia una questione che si risolverà nei prossimi giorni,
Però, insomma, come faccio sempre da tanti anni, quelle che sono le vostre indicazioni, poi io le riporto immediatamente agli uffici e agli assessori competenti. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Prego. Buongiorno. Senta, io volevo proporre qualcosa che è un po' strano. Ci sono i 100 anni di commemorazione sul Colle di San Giusto del Parco della Rimembranza, sì, che è riferito ai fatti della Prima Guerra Mondiale. A livello nazionale è giusto e opportuno che questi fatti vengano celebrati in maniera molto pomposa, anche perché la storia deve riportarli. Quando si porta il discorso a livello di Trieste, tutto si complica proprio per il fatto che Trieste era in una situazione completamente diversa. Infatti abbiamo un corrispettivo di 650.000 morti nell'esercito italiano, che era composto da circa 5.500.000 reclutati, e a Trieste però ci sono stati anche dei morti di persone che erano reclutate in un altro esercito, l'esercito austro-ungarico, che sono circa 4.000 persone. E il reclutamento triestino era circa 35.000 persone. Quindi, facendo le percentuali di morti, che è un conto abbastanza macabro, viene fuori che praticamente a Trieste avevamo un 16% di morti sui reclutati, mentre sull'esercito italiano, siccome il riferimento è a 5 milioni e rotti, il discorso è molto basso. I redentisti che si sono arruolati nell'esercito italiano sono circa 1.000 e hanno avuto 160 morti, i quali sono commemorati appunto a San Giusto. In questo momento, dopo 100 anni in cui tutto è cambiato, si è usciti dal fascismo, che ovviamente è quello che ha realizzato tutti questi monumenti che ricordavano appunto la grande vittoria, siamo nell'Europa in cui i confini e le idee sono diverse. Mi pare che a questo punto a San Giusto bisognerebbe anche mettere i 4.000 morti che non sono ricordati da nessuna parte, perché Trieste è Trieste, che sia di prima o di dopo, la storia è questa: la gente che è morta per la propria patria, in un modo o nell'altro. Volevo un commento e anche per favore anche un'azione per riportare alla luce questi discorsi. Grazie e buongiorno. Grazie Gino. Giorgi, poi chiudiamo questa prima parte. Devo dire che il signor Gino ha sicuramente ragione, nel senso che noi che siamo di Trieste sappiamo quella che è la storia. Quando io che giro molto per lavoro e per impegni sportivi l'Italia mi rapporto con le altre persone, restano sorprese che i triestini nella prima guerra mondiale venivano arruolati ovviamente nell'esercito austro-ungarico, perché insomma 500 anni d'Austria e qui era Austria. Questa cosa viene insegnata poco nelle scuole, no? Pochi giorni fa era il 24 maggio, quindi l'avvio di quella che è stata la prima guerra mondiale, che alla fine ha portato Trieste e Trento a congiungersi per la prima volta con quella che comunque era la madrepatria, anche se io devo dare atto che 500 anni dell'impero austro-ungarico hanno permesso a questa città di crescere e di diventare davvero una capitale importante. Insomma, il porto di un impero come quello dell'Austria-Ungheria ha fatto sì che Trieste possa diventare una città veramente che potrebbe essere paragonata a Napoli per quello che riguarda l'importanza storica e geografica sul territorio. È giusto ricordare tutti, perché a 100 anni di distanza bisogna relegare queste situazioni a fatti storici. Ricongiungendomi a quello che abbiamo detto all'inizio, oggi abbiamo ancora chi a 80 anni di distanza grida a pericoli che non possono esistere, no? E lo abbiamo visto con
gli scontri che c'erano. Quindi sposo l'ipotesi del signor Gino, anzi lo invito a lasciare magari il numero che sicuramente avrete, perché è un atto che sicuramente è corretto, perché la storia va sempre analizzata e va sempre dato atto che non esistono morti di serie A e di serie B, perché purtroppo sono persone che non ci sono più e vanno portate tutte sullo stesso livello. Grazie al consigliere Lorenzo Giorgi con noi questa mattina, buona giornata, buon Grazie, un saluto a tutti e grazie come sempre a Tele4 e alla sua redazione. Ci fermiamo per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Ma quello che vuoi. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste e con noi ospite Uberto Fortunadrossi, Associazione Trieste Città Metropolitana, ben ritrovato. Buongiorno, grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori di aver pazienza ad ascoltarmi. Ecco, io approfitto proprio del nome con cui la presentiamo, l'Associazione Trieste Città Metropolitana. Il prossimo anno ritornano le province. Sì. Questo in qualche modo ostacola o compromette la possibilità di Trieste di affermarsi come città metropolitana, premesso qualora ci fosse la volontà politica di arrivare a questo status. Cosa ne pensa? Sì, ci vuole ovviamente la volontà politica, in quanto comunque è la regione che ha la possibilità di legiferare. Per quanto riguarda il discorso delle province, no, non c'è un ostacolo. Le province vengono reintrodotte perché fondamentalmente servono più al Friuli, diciamo, che alla Venezia Giulia. Certo, no? certo. Quindi io avrei approfittato piuttosto per fare un riassetto di tutta la distribuzione territoriale delle province. Ad esempio Monfalcone l'avrei messa dentro nella provincia di Trieste, Cervignano nella provincia di Gorizia. E come storicamente era, come l'arcivescovado di Gorizia che comprendeva anche Cervignano. Io vedo che in tantissime cose, anche dal punto di vista portuale, Monfalcone sarebbe molto meglio che fosse accorpata alla provincia. Poi per quanto riguarda l'area metropolitana, sì, rimane sempre inteso che io sono un autonomista e Trieste la vedrei, ma è un salto molto in là perché non ho mai visto un politico che si fosse prodigato, politico parlo a Roma, prodigato per istituire o per rivendicare il territorio libero, più che il territorio libero, la zona franca di Trieste. E quindi è rimasto sempre tutto quanto in sospeso e ha dato la sensazione di essere velleitario il discorso. Invece no, secondo me se Trieste avesse una buona autonomia, una forte autonomia, sarebbe una ricchezza per la regione e anche per l'Italia. Lo si vede in altri stati quanta ricchezza portano alcune zone che sono free zone e che hanno vantaggi di carattere non solo fiscale. Parlando poi di quelle che sono le prerogative dell'antico scalo del Porto Vecchio, Porto Vivo, c'è stato un incontro della Commissione Trasparenza, che oggi viene riportato anche dal quotidiano Il Piccolo, con poche o nessuna risposta da parte del fronte dell'opposizione, che ricordiamo è titolare della presidenza della Commissione Trasparenza, richieste agli assessori e ai tecnici per lo più assenti anche per altri motivi. L'assessore Bertoli dice siamo nella fase della gara, quindi parlare oggi di qualcosa di cui non si è ancora stabilito diventa in qualche modo fuorviante. Ma io ritengo, e l'ho sempre pensato, che è necessario non sottrarsi mai alle domande dei cittadini, in questo caso chi anche li rappresenta, in questo caso il Consiglio. È un grosso errore, anche se può essere liquidata la riunione in pochissimo tempo, ma l'importante è dare importanza a una commissione, se no è inutile neanche istituirle. E per quanto riguarda le affermazioni dell'assessore Bertoli, sì, certamente, siamo in una fase della gara, però può essere spiegata in pochi minuti. E quindi male non fa, sottrarsi invece fa male, anche se le commissioni delle volte nascono per questioni di carattere polemico, no? Ma non ha importanza.
ognuno ricopre il suo ruolo, e l'importante è il coraggio e affrontare le cose che anche non ti garbano, no? La perplessità, come leggevo prima durante la fase di rassegna stampa dell'articolo, è quello che si tratti questa di una operazione di speculazione immobiliare, così viene definita da taluni. Beh, non è questione non è che sia una novità questa, 300 appartamenti circa, c'è comunque un aspetto di carattere immobiliare. Io, come l'ho sempre detto da più tempo, quasi 2 anni, ho sempre detto che non condivido il metodo, ma con questo non vuol dire che sono contrario. Io dico, questa amministrazione ha avuto la capacità, se non altro, di innescare il meccanismo. Poi dopo Trieste è sempre facile a Trieste aizzare la polemica, sollevare la polemica, no? Ma il dato di fatto è che l'azione è decisamente di speculazione immobiliare, non ci piove sopra. L'importante è che nel bilanciamento tra la speculazione immobiliare che io non condivido in quella quantità, debba essere equilibrato con l'interesse della città dal punto di vista economico. Io avrei introdotto attività di carattere, chiamiamolo così, industriale di grande valore aggiunto nel comparto della ricerca, ma più che della ricerca, proprio della ricerca applicata, no? E quindi anche della residenzialità pubblica, come praticamente è stato fatto a Oslo. Avrei seguito molto di più quello che è stato fatto a Oslo, che c'era un po' una commistione tra vari soggetti che avrebbero vitalizzato la zona di Porto Vecchio, perché in fondo diventa una città. E dopo non condivido l'appalto unico, questo perché qualora si dovesse bloccare un soggetto per qualsiasi motivo contingente a un fatto anche economico della stessa società, lì si blocca tutto. Quindi invece aver diviso in 4 o 5 lotti sarebbe stato più opportuno, oltretutto anche coinvolgendo la Cassa Depositi Prestiti per quanto riguarda le iniziative di carattere non speculativo, chiamiamolo così, non reddituale, chiamiamole, ecco. Come lo spostamento dei palazzi della Regione? Ma no, il Palazzo della Regione va bene, insomma, adesso non dobbiamo polemizzare su queste cose qua. L'importante è che all'interno di quel comprensorio venga creato un circolo virtuoso di economia. Questo è il fatto che sia integrato anche alla città, produrre ricchezza praticamente. Ecco, le faccio un'altra domanda, poi andiamo in pubblicità. Molto spesso si sente dire, soprattutto dall'opposizione, che è mancato da parte del sindaco quel ruolo di come dire, agente di marketing del Porto Vecchio, cioè alla caccia di investitori di cui ogni tanto si sente parlare in astratto ma mai nel concreto, che possano effettivamente dire è interessante questo progetto, posso insediare lì una startup innovativa, un'azienda già collaudata che possa avere una ricaduta non pesante sull'inquinamento o sull'accessibilità, ma di alto valore produttivo. Ecco, chi critica che è mancata questa apertura verso gli investitori e anche la presentazione. Poi magari ci sono e li si tengono sotto traccia, questo non lo so. No, certo, è mancato completamente il marketing territoriale, no? Affidarsi a solo un soggetto è sempre sbagliato, è meglio avere più fornitori perché qualora mancasse qualcuno hai la possibilità di andare avanti, ma questa è una regola, chiamiamola economica imprenditoriale. Io avrei valorizzato molto di più il consorzio Ursus, che l'avrei trasformato in fondazione e avrei istituito all'interno del consorzio Ursus 2 anime, una diciamo pubblica che avrebbe garantito la trasparenza e la procedura pubblica e l'altra privata per quanto riguarda l'azione di marketing, quella di avere la maggiore flessibilità e libertà di muoversi in un mondo che è quello dell'imprenditoria immobiliare, ma non soltanto dell'imprenditoria immobiliare, anche quello industriale, perché ad esempio chi è mai andato da Google per
dire, o da Apple in Irlanda a dire guardate, vi diamo 5.000 metri quadrati a queste concessioni. No? C'è stato anche un altro, secondo me, un errore complessivo politico che non è da imputare a questa amministrazione, che gli edifici non andrebbero venduti, soltanto concessione e basta. Lì si ha questo trip sempre della vendita, ma zone strategiche come il Porto Vecchio, come altre zone della città non andrebbero mai alienate, perché non sappiamo che cosa ci sarà fra 100 anni, forse avremo l'acqua a livello dei moli, ma però a prescindere da questo è importante mantenere in sé il potenziale. Ok. Andiamo in pubblicità, come detto, torneremo tra poco con le telefonate e gli altri contributi. Riprendiamo la diretta di questa mattina in compagnia di Uberto Fortuna Drossi. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Maurizio. Prego. Siamo arrivati al punto che io avevo già detto tempo fa, ecco, però non si viene tanto sentiti o ascoltati. Allora, a Trieste è stato venduto tutto quello che si poteva vendere, addirittura il Palazzo della Borsa, per fare appartamenti da non vendere ai triestini, perché io parlo da triestino comune mortale con uno stipendio normale, una pensione normale, non posso permettermi una casa da 500.000 euro, invece chi viene dall'estero, da fuori, può permetterselo. E adesso stiamo per fare una speculazione, perché sono triestino anch'io, a me non verrà in tasca niente, ecco, una speculazione edilizia mostruosa. Stiamo vendendo un porto, per cui il fronte mare, in cui verranno fatte tantissime case da vendere alle persone abbienti. Questo senza chiedere niente ai triestini, perché non ci ascoltano. Non ci hanno ascoltato sulla cabinovia, non ci hanno ascoltato sull'acquario, non ci ascoltano per niente. Vanno avanti, come diciamo alla triestina, muso duro e beretta fracada. Ecco, allora io dico, questo è, secondo me, e i miei concittadini mi fanno ancora più rabbia perché solo quella signora cieca, povera, cieca non vedente vuol dire, cieca di Ponziana ha detto allora siamo cittadini di Serie A e di Serie B. Sì signora, siamo cittadini di Serie A e di Serie B, dobbiamo dirlo. Sono talmente fuori che ieri uno aveva proposto di fare una passeggiata a Scocimarro, una passeggiata che parte da Grignano e va fino ai Filtri. Sì. Signori, ma là ci sono le ville del sindaco e di tutti quelli che hanno soldi. Volete che questi si vedano i bagnanti che camminano sotto casa? Ma neanche da morti. Va bene, grazie. Grazie Maurizio. Vabbè, giusto per fare un po' di chiarezza, non c'è la villa del sindaco là sotto, no, è più sopra, la villa del è sempre sindaco, Grignano ma non è davanti al mare. Vabbè, sì, ma questo solo per non dare poi diciamo alimentare polemiche che dopo trovano sui social un terreno macabro dove dover intervenire poi con secondo me la professionalità e la correttezza dell'informazione. Ecco, insomma, ci sono sicuramente ville di prestigio, c'è chi ha l'elicottero, c'è chi ha la barca, c'è chi ha il porticciolo privato, insomma si sa, no? È un modo di dire, Fortuna Drossi, te ha vinto la lotteria, quindi ti si può fare la villa in costiera, no? È un modo di dire come per dire che sicuramente una zona di pregio è dove poche tasche comuni possono permettersi. Il sindaco non ha la villa su fronte mare in costiera, c'ha una bella casa, sempre a Grignano ma in mezzo al bosco. Comunque sia, al di là di quello, chi ha chiamato Maurizio ha lamentato il fatto che il cittadino non è ascoltato. Altra piccola postilla, Parco del Mare, perché quando parlava di acquario immagino parlasse del Parco del Mare, quello è un altro progetto che è stato anche contestato anche internamente a quelli che sono i soci chi è iscritto alla Camera di Commercio, ed è proprio la Camera di Commercio che lo sta portando avanti, non il Comune. Anche qua, per fare chiarezza, rimane il fatto che l'appello di chi ha chiamato era quello della mancata attenzione alle istanze del cittadino. Sì, allora, mi collego all'ultima, sì, il caso del sindaco più in alto. Quello si chiamava Sentiero Natura, che aveva era una circolare della parte del costone della costiera.
Comunque, no, il telespettatore nella sostanza, nel principio ha ragione, no? Però l'amministratore alla fine, anzi l'amministratore ha il dovere di ascoltare più possibile le osservazioni, poi però deve fare sintesi e fare delle scelte che non sono sempre condivisibili, ovviamente. Ma dato che qui a Trieste siamo un po' la patria dell'operetta, partiamo, ma poi dopo alla fine stringi, si dissolve sempre in un mare di polemiche, no? Allora è quello che io sostengo già da tantissimi anni, che alla fine bisogna avere coraggio per amministrare, no? E non bisogna seguire gli eventi, bisogna un po' anticiparli, e questa è la chiave positiva della politica, quella di progettare, no? Di stabilire un profilo della città. Per quanto riguarda il discorso della speculazione edilizia, io uso questo termine perché in effetti saranno circa 300 gli appartamenti. Io dico, va bene, d'accordo, fino a un certo punto, a ogni cosa ha un limite, ma non può essere concentrata l'attività di Portovecchio solo su quello. Certo, l'amministrazione ha previsto altre attività. Il mio timore, e lo dico senza tono polemico, il mio timore è che nel momento in cui si è chiusa la parte redditizia del progetto, l'impresa dica ciao. Certamente tutti dicono no, non sarà così perché abbiamo stabilito delle regole, ma quante volte io ho visto, considerato che svolgo un'attività con la quale mi confronto costantemente con le amministrazioni, quante volte l'amministrazione è un pesce nel barile? Cioè nel momento in cui l'impresa decide un qualcosa bisogna arrivare sempre a una transazione, se no manteniamo bloccato per anni una situazione. Questo è il mio timore, per quello avrei preferito che Ursus non surrogasse il ruolo generale di tutto il Portovecchio alla Costin e a un soggetto che poi è impegnato anche da altre parti su questioni immobiliari. Dopo non dimentichiamo che quegli appartamenti lì, secondo me, forse sbaglio, ma andranno sui 12.000 euro al metro quadro. Quindi perché realizzare è un'illusione quella di distruggere l'interno, perché l'interno ha delle caratteristiche brevettuali ancora di allora, che fanno parte dell'archeologia industriale, importantissime. Difatti Italia Nostra su questo aspetto qui ci tiene moltissimo a conservare non soltanto le pareti perimetrali di un edificio, ma anche proprio l'interno. Quindi è una scommessa per gli stessi progettisti, che secondo me, guardando anche quello che hanno presentato adesso per il via, non hanno ben chiaro perché tutto il Portovecchio alla fin fine è stato creato rubando spazio al mare, e quindi devi considerare che in fondo c'hai dei problemi anche di carattere strutturale di non poco conto. La sto facendo molto in generale, non entriamo dentro nei dettagli. Quindi il cittadino ovviamente va informato costantemente, e per quello dico è un errore non presentarsi a una commissione, perché hai l'occasione forse per ribadire le cose per le quali ti possono dare anche ragione e chiarezza. Ancora una telefonata e poi ultima pausa pubblicitaria. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottor Gulotte, e buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Sì, volevo dirle, no, per esempio John Clue ha comprato una megavilla sul Lago Maggiore, sul lago di Como, pagandola a 2 soldi, che a Los Angeles, zona Venice, di fronte da una casa all'altra passano 2 metri, case su 3 piani, non sarebbe riuscito a comprare una baracca a Los Angeles di quel genere, anche se era davanti al mare. Noi stiamo realmente svendendo tutto quello che potrebbe essere il futuro dei giovani, e non prendiamo proprio in nessuna maniera in considerazione il fatto che a Trieste abbiamo una mega università che potrebbe sviluppare in quella zona un sacco di progetti interessanti, però non la prendiamo neanche in visione di prossimo futuro lavorativo lo sviluppo della città di Trieste, perché
perché non servono i capannoni o le industrie a Trieste, servono i cervelli, quelli che gran parte dei politici purtroppo non hanno e non riescono neanche a informarsi più avanti del proprio naso cosa succede in giro. La ringrazio, buona giornata. Grazie. Prego, Fortuna Drossi, poi ci fermiamo. Sacrosante queste parole, e quello che dico, il Porto Vecchio dovrebbe essere generatore di economia, quindi per quello dicevo, bisogna, la parte di marketing territoriale, ci voleva una persona o più persone che andassero a proporre dei luoghi per esercitare delle attività imprenditoriali di altissima tecnologia in modo da importare cervelli, imprenditoria di grande valore aggiunto in termini di impresa ovviamente, e questo non è mai stato capito. Ci sono le soluzioni anche dal punto di vista per superare economico, per superare i de minimis imposti dall'Europa, cioè quello di non superare un certo limite se no diventano aiuti di Stato. Il comune, l'amministrazione, il pubblico non deve fare speculazione sulla vendita degli immobili, ma deve creare indotto, cioè praticamente io ti do anche gratis a canone ricognitorio purché tu possa generare economia. Cioè vuol dire generare ricchezza per le città, e questa è una ricchezza diffusa, non è una ricchezza concentrata su poche persone, perché se crea ricchezza per avere ricchezza vale questo per tutti quanti. Ci fermiamo per la pubblicità, breve pausa, l'ultima, poi torneremo. Riprendiamo la diretta, ancora 22 minuti alla fine di questa puntata di Sveglia Trieste. Siamo in compagnia di Uberto Fortuna Drossi dell'Associazione Trieste Città Metropolitana. Sentiamo ancora una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? C'è nessuno in linea? Allora andiamo a leggere delle mail. Fortuna Drossi. Vorrei chiedere se sapete quando verranno pubblicate le graduatorie degli asili nido. Il limite è il 31 maggio, ma ormai siamo alla fine e qui non si sa ancora niente. Se per caso voi potete domandare informazioni ai responsabili delle graduatorie, e bisogna interpellare l'ufficio e l'assessorato all'educazione per capire le tempistiche. Si può fare, insomma, si può chiedere all'assessore De Blasio qualche chiarimento in materia. Secondo te le 4 è un po' l'URP. Sì. Poi arrivano anche i messaggi privati, questo è un altro discorso. Altra mail dice: nessuno cita o volutamente non ricorda che il progetto Cosolini con plastico presentato alla Marittima è crollato quando è emerso che comprendeva la costruzione di appartamenti di lusso, scrive Fabio. Ma sì, certo, ma non soffermiamoci su questo aspetto, che ormai è risaputo che non è un aspetto positivo che porti. Sì, potrà attrarre 20-50 persone, per dire, di alto reddito o qualche investitore, però non porta l'economia di Trieste. Su questo bisogna concentrarsi. Cosolini, come sempre la sinistra delle volte ha dei buoni propositi, ma è totalmente incapace di attuarli. Cioè non ha quel pragmatismo, perché si sofferma su eccezioni poste magari da altri soggetti all'interno della componente politica. Se magari la destra sotto un certo aspetto pasticcia su qualcosa, però devo dire... questa è la mia difficoltà di interlocuzione con i partiti. Cosa prevede lei come esiti di elezioni, candidature? C'è anche la provincia, no? Adesso che si ritorna al voto. La provincia non lo so, perché mi sembra che nella provincia di Trieste francamente nessuno ha sentito la mancanza. Sì, per certi aspetti, ma... alla fin fine, se ci fosse l'area metropolitana, senza l'eliminazione dei municipi, non dei comuni, sarebbe molto meglio. E anche perché avrebbe la capacità, la patria potestà, diciamo, impositiva fiscale. E forse si avvierebbe quel percorso verso
dire TLT mi sembra riduttivo, ma all'applicazione della legge al ottavo, benché ci fosse qualche politico a Roma che puntasse bene i piedi e dicesse no, Trieste rivendica questo, invece si va a fare i peones. Però, a prescindere da questo, senza nulla togliere meriti di certi politici che hanno portato qualcosa a casa, no? Sulle elezioni politiche, diciamo, non entro dentro nel merito perché c'è una grossa incognita. Sì, è caduto un attimo che sistemiamo il microfono. Ok. Mi agito troppo? No. Sono tecnicismi da risolvere. Diciamo, per quanto riguarda il comune. Sì. Ma il comune, io non vedo all'orizzonte dei personaggi che abbiano l'esperienza amministrativa, ma anche innovativa e di coraggio di assumersi le responsabilità. Ci vuole molto coraggio, perché Trieste, il prossimo sindaco si giocherà il suo futuro. Veramente, e questo non ci piove sopra, perché Trieste ha curato moltissimo l'aspetto della ricettività e un certo tipo di turismo, che tutto va bene, la città è molto vivace, delle volte anche troppo, ma comunque va benissimo e bisogna mantenere quello. Però per mantenere ciò e per mantenere una qualità della vita anche alta, bisogna creare un certo tipo di economia. Perché dico un certo tipo di economia? Perché è fondamentale che sia un'economia di grande valore aggiunto. Quindi io non vedo all'orizzonte profili di questo genere qua, e dopo non vedo la capacità da parte di un sindaco di dire bene, facciamo una giunta, forse perché io arrivo da una giunta tecnica, facciamo una giunta tecnica che possa essere di supporto o di incentivazione, o dico anche di supporto perché lo dico per esperienza, nonostante mi dicano che i tempi sono cambiati, ma non vedo perché stiamo discutendo sempre le stesse cose, nei confronti dei dirigenti, cioè diventa un confronto anche tecnico, fondamentalmente tecnico, e quindi deve prevalere l'aspetto, chiamiamolo tecnico, su quello ideologico, no? Benché l'indirizzo è sempre un indirizzo di carattere politico, questo non ci piove sopra, però deve rientrare in un programma condiviso. Io non vedo in questo momento, sì, per scalare la vetta tutti sono solidali, una volta arrivati alla vetta ovviamente nascono le prime invidie, le prime rivalità fra i vari politici, e quindi ci sono i primi distinguo. E lì bisogna valutare molto questi aspetti, perché io vedo che a lungo andare le componenti politiche cercano sempre di sfaldarsi. Certamente il mondo è dialettico, però delle volte proprio nella sostanza sulle cose è un grosso problema. Quindi io non saprei dire chi è adatto a fare il sindaco, la mia osservazione è un po' presuntuosa, però lo dico proprio con convinzione e lo dico anche con presunzione. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno, un saluto a lei, al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Prego. Ecco, io volevo proporre questa riflessione inerente al Porto Vecchio, no? Sì. Allora, Porto Vecchio, mi rilascio un po' quello che è stato detto, è stato rubato alla città. E come tutti qua, perché solo un idiota politico può pensare che un posto dove non si pagano tasse rende di meno di un posto dove si paga il 70% di tasse. Tanto quanto che porto un piccolo esempio, a Panama, a Colón, la zona franca di Colón, che è l'equivalente del Porto Vecchio di Trieste, il governo aveva solo pensato di prendersi un ettaro, di desmanializzare un ettaro di zona franca, è venuto fuori una rivoluzione e si è scappato pure il morto. Qua a Trieste è invece tutto a posto, no? Però il ragionamento che a me sinceramente fila è il fatto che hanno rubato alla città il porto, fonte di sostentamento, di progresso e di sviluppo, e come tutti quanti i ladri stanno ricettando il rubato. Come lo stanno ricettando? Con le speculazioni immobiliari. Vediamo adesso tutto un grande pentolone dove diciamo tutti si guadagnano, incluso il gentile ospite, che mi sembra che lui abbia guadagnato 50.000 euro, mi sembra, perché ha fatto, mi sembra, le forniture, eccetera, eccetera. Tutti che erano potenzialmente interessati, destra, sinistra, ci hanno guadagnato qualcosa, o quasi tutti.
Ecco, questo sinceramente lo trovo uno scontro. Venire per più e parlare delle magnificenze di un progetto che non ha né capo né coda, non sta in piedi ed è solo il frutto di una ricettazione immobiliare, sinceramente a me sembra troppo. Grazie, buongiorno. Grazie, non ho capito il suo ruolo in tutto questo contesto che l'ha menzionata. No, mi è sfuggito questa. No, il dato di fatto che io spero che questa riflessione di concepire il Porto Vecchio come generatore di una nuova economia per Trieste sia la maggioranza dei triestini, invece penso che sia purtroppo non ancora una maggioranza, perché manca la consapevolezza, perché anche un po' si è distratti da altre cose, no? Sì, io dico sì, certamente c'è di fatto, è inutile nascondersi dietro un dito, la speculazione c'è, ovvio, una società di proprietà di una finanziaria non fa opere di bene. Oddio, io sarei anche per l'impresa, nuove formule di impresa che stanno anche venendo fuori, che si sviluppano la loro attività anche pro mecenatismo, no? Quindi, ma non è questo il caso. C'è un errore di fondo nello sviluppo di tutta la faccenda. Io insisterei sempre nel parlare, no, non speculazione, parliamo di generazione di un'economia di grande valore aggiunto e che porta dai livelli più bassi ai livelli più alti. Certamente non saranno quei 50-70 investitori. Una cosa che ci tengo moltissimo, perché cito spesso Oslo? Perché Oslo è riuscito ad applicare quello che fece Maria Teresa col Borgo Teresiano, dove sì, si fecero delle attività, ai piani terra, nei magazzini e via dicendo, e nei piani superiori gli alloggi per gli imprenditori, per i proprietari, e sopra invece per chi lavorava nei magazzini. Quindi c'era una commistione incredibile. A Oslo cosa hanno fatto? Piano uffici, attività, piani intermedi, attività di edilizia residenziale pubblica con bandi speciali e sopra gli attici per gente che ha un maggiore reddito. Quindi si creerebbe una coesione sociale non di poco conto, ma sviluppando attività di grande valore aggiunto vuol dire anche portare gente che è consapevole che certe cose sono giuste. Certo, diciamo. Certo, ho capito cosa intende dire. Ancora una telefonata, buongiorno. Buondì, sono sempre Gino. Una domanda a Fortuna Drossi. Ma prima addirittura della demanializzazione c'erano le generali che volevano insediarsi in Porto Vecchio e poi si sono trasferite a Mogliano Veneto con 1600 persone dipendenti. Cioè, e perché non è stato accettato? Non ho mai capito il perché, e adesso si vuole arrivare a quelle situazioni che erano già possibili farle tanti anni fa. Volevo un lume, grazie. Grazie, il progetto Polis, no? Il progetto Polis, sì, ma allora c'è un aspetto che mi aveva incuriosito. La proposta di fare la sede generale operativa, il progetto Polis, in Porto Vecchio, nasce prima della progettazione di Mogliano Veneto? Io ho qualche dubbio. Io penso che ci fosse un retropensiero già prima di Polis nel trasferimento, o più che nel trasferimento, nella creazione di Mogliano. Non lo so. Ho un sospetto, che non sono mai riuscito a chiarire. Certamente noi abbiamo contribuito quella volta a ostacolare l'iniziativa. Secondo il mio parere, se Generali avesse avuto un terreno fertile nel realizzare quella struttura, più che realizzare la struttura, introdurre quell'attività nelle strutture che ci sono oggi, certamente l'avrebbero fatto con una convenienza. Guardate che io mi rivolgo ai telespettatori, il problema è che il comune, l'amministrazione pubblica, ma non è solo un problema di Trieste, deve togliersi dalla testa
che gli edifici sono reddito, sono, per quanto riguarda, parlo le attività imprenditoriali, il reddito lo procurano in modo indotto e quindi ad esempio le caserme, io ricorderò sempre la caserma di Banne, c'era la volontà da parte di una società tedesca di introdurre, di fare una scuola di artigianato. Io gli chiesi sempre per quale motivo le volete fare in Italia? Perché vogliamo istruire, formare persone che fanno gli idraulici, i falegnami, i fabbri, perché poi dopo gli diamo l'attività in Germania. Pensate che lungimiranti erano quella volta, il problema è che saltò tutto quanto perché l'amministrazione del ministero volle invece incassare dei soldi. Io dicevo, ma diamole per 30 anni e intanto creano comunque attività. Capito, quindi l'ottica di non guadagnarci subito oggi, ma di creare un indotto che possa avere un futuro. Certo. Ho capito. E qui io mi ricollego che non c'è la capacità, l'inventiva da parte degli attuali potenziali candidati al sindaco, perché se no l'avrebbero esercitata in altre attività. E chi nell'attività politica, io non ho visto innovazione, non ho visto grandi idee, magari perché parto sempre dal principio che i sogni senza senso pratico naufragano, però il senso pratico senza un sogno non salpa mai, quindi bisogna avere anche quello spirito un po' utopistico che porta da cosa a cosa, no? Le leggo un'altra mail. Dopo la propaganda dei piccoli giganti della politica locale, una conversazione chiara e formativa, bravo Fortuna Drossi. Volevo una sua riflessione su quella che credo un'occasione storica mancata, un utilizzo corretto dei fondi PNRR e prima quelli del Next EU, Next Unione Europea. Noi abbiamo finanziato cantieri delle ferrovie già pronti ma senza soldi e poi sono spuntate aiuole e parchi, non abbiamo cambiato una virgola della catena di creazione di economia e di ricchezza. Elon Musk sta pianificando data center in orbita con generazione di energia elettrica, forte dei suoi 10.000 satelliti e dei 10 anni di vantaggio sui concorrenti. E noi sull'intelligenza artificiale chiediamo di limitare eticamente inserendo sacerdoti nel comitato di controllo. Bene, ma non benissimo, scrive un telespettatore. I sacerdoti praticamente fanno il ruolo loro, ma non hanno follia. Musk è un folle, ma un folle che dalla follia fa nascere, germinare grandi iniziative. Noi abbiamo bisogno un po' di questa piccola iniezione di follia. Non voglio essere frainteso da parte, ho capito, ma parlo, bisogna avere ambizione e non bisogna sopravvivere, bisogna vivere e per vivere bisogna sempre guardare oltre. Quindi sono parole, le mie possono essere parole al vento, no, io parto sempre dal presupposto che bisogna dalle idee trasformarle in pratica e io non vedo all'orizzonte, come l'ho detto prima, la capacità di fare ciò. Di fare ciò, cioè di generare idee o di metterle in pratica? Entrambi. Generare, perché se io, quando mi accusavano, tu fai le cose, ma un momento, le mie cose nascono da un'idea. L'idea da cosa nasce? Da un fatto culturale e filosofico, perché la filosofia non ti dà soluzioni, però ti stimola ad avere soluzioni, questo è il discorso. E Trieste ha bisogno, mai come oggi, cioè oggi nel senso nel prossimo futuro, di avere nuove idee, nuovo impulso e grandi generazioni di economia di grande valore aggiunto. La vignetta di Marco Englaro che ci porta su un tema, quello delle truffe, ma lo declina in maniera ironica. Ogni giorno si inventa nuove truffe. Su internet te vendi persino un tour sul tram di Opicina. Sì, è bellissima questa, io gli ho risposto che è fantastica, questa delle truffe. Ma vabbè, cosa dire di questo aspetto? Le truffe ci sono, bisogna cercare di evitarle, ma purtroppo ci sono sempre state questa scaltrezza furfantella, ecco. Quindi non voglio essere frainteso nel dire le mie sono parole, io dico semplicemente che, lo dico per esperienza,
bisogna avere la capacità di tramutare le idee in fatti concreti. Trieste ha delle caratteristiche, Trieste è Trieste, non come una persona dice Trieste è una razza, no? Trieste ha delle caratteristiche socio-economiche particolari che non sono state valorizzate e non vengono valorizzate. Ci sono delle idee, molte idee, ma non c'è nessuno che è capace di trasformarle in attività pratica. Secondo lei il terminal crociere andrà in Portovecchio? Ma io tecnicamente non lo so, perché tecnicamente è difficile far manovrare le navi in quello spazio lì. La foranea, la diga è un grosso intralcio sotto questo aspetto. Non lo so, dico semplicemente che in questo momento c'è l'elettrificazione delle banchine, che trovo un aspetto positivo nonostante le grandi polemiche, perché una nave, il sistema portuale elettrificato assorbe moltissimo, però devo dire che Trieste si sta preparando per accogliere e per dare la possibilità di elettrificare queste banchine, tanto che Terna sta realizzando una linea sotterranea da Monfalcone fino a Trieste di circa 23 km affinché possa alimentare e fornire energia elettrica sufficiente. Non è poco, perché no, non è poco. È un approvvigionamento energetico rilevante. Sì, si parla di circa 140 gigawatt all'anno. E teniamo presente che insomma è parecchio. Una nave c'ha dai 5.000 ai 7.000 persone, quindi è una piccola città con servizi tutti concentrati. C'è anche un'altra caratteristica, che le navi non hanno la frequenza di 50 Hz dell'elettricità, no? La modulazione di elettricità è a 60 Hz, quindi verranno realizzati dei convertitori. Però il dato di fatto che Trieste in questo momento ha una buona produzione di energia elettrica, non diciamo un surplus, perché non dobbiamo, però il dato di fatto che non ha grossi problemi, anche perché una certa industria consuma di meno, l'illuminazione pubblica consuma di meno, perché una volta ad esempio il termovalorizzatore, che a non tutti piace che si dica termovalorizzatore, ma comunque è un generatore di corrente elettrica, di energia, poteva alimentare tutta l'illuminazione pubblica di Trieste. Con le nuove conversioni a lampade LED praticamente si ridurrebbe più di 2/3 il consumo. Adesso il termovalorizzatore arriva sui 147-150 gigawatt all'anno, quindi è 1/3, diciamo, dell'energia del fabbisogno di tutta Trieste. Ultima mail, siamo arrivati all'ultimo minuto, neanche a farla apposta, scrivono: ci vorrebbe un candidato sindaco come Fortuna Drossi. Io gli ho detto che non le avrei fatto la domanda, e l'ho aspettata io e l'avrò fatta da casa. Sì, mi dovrebbero... Ma io non, certo sarebbe bellissimo, però andrebbe costruita una squadra, andrebbe fatto un grosso lavoro con i cittadini, poi facendo sintesi, ma poi con chi? Perché io una volta mi sono sentito dire non voto per questioni, perché perdo il voto, no? Non è un voto utile. Io dico con chi? Non saprei. Ho però in testa come fare, come definire le cose. Magari la prossima volta lo sviluppiamo. Così apriamo la strada alla candidatura civica. Adesso guai, adesso viene fuori una polemica. Dopo non mi invitate più perché divento un candidato, no? No, non è vero, non è vero. No, troveremo il modo. Grazie a Uberto Fortuna Drossi che è stato con noi questa mattina, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi e ai telespettatori, grazie. Ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti, una buona giornata. Ma chi ha scritto?